donne, donne, che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, 1000 sogni nel cuore, per un bimbo che nasce. Quante gioie e dolore. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. Son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, segue il proprio destino e da voi fuggirà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo e sei la mamma dei bimbi miei, e sei la mamma dei bimbi miei. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo sempre in via Castello Piave. Questa volta siamo dalla signora Maria, eccola qua la Maria. Ciao Maria. Ciao. Come va Maria? Non tanto bene. Perché Maria? Perché è una vita che sono qui 58 anni e vedo una casa distrutta dopo le sofferenze che si ha, perché a una certa età non si è perfetti. Questa è una sofferenza troppo forte. Mio marito non ha potuto venire perché è ammalato. Questa notte ha fatto una brutta notte. Dove sei Maria? Da parenti? Da il figlio. Ma sa, per quanto bene si sta, ma sempre ognuno per conto suo. Sì. Anche se non mi manca. Anche perché questo è già tuo casa, insomma. Sì, qui. 58 anni qua dentro. Sì, e mio marito, 85, suo padre è nato qui del 1893 e dopo il bisnonno è tanti anni su. Cioè, casa di generazione in generazione. Sì, non è fatta adesso. Allora Maria, andiamo dentro, veda, dai. Guardate, un'altra casa, siamo a fine novembre, guardate in che condizioni sono.
Nel 66 Maria ti ha detto, no, io ero qua ma non era sta roba qua. No, era come un po' di giassarea, sa come. Il giorno dietro siamo venuti dentro, ma questa volta non so cosa. Hanno, come si dice, l'acqua con corrente che ha portato tanto fango così. I governanti parlano, però non si è visto nessuno? Nessuno. Il comune di San Biagio non parlo neanche. So che l'IMU mandano tagli che tasemo, invece bisognerebbe parlare. Dico la verità. Cosa si prova a vedere a casa ridotta in queste condizioni, Maria? Una disperazione che uno non può immaginare, bisogna provare. Sono tanto stanca. Però vedo che te tegare in bocca le maniche, Maria te ha messo i stivai e sì, via. Perché avevo anche tanta roba, perché con quella che si dormiva basso, l'acqua mi ha portata via tutta. Senti, Maria, cosa è che ti vuol dire al governo, all'amministrazione? Cosa è che hai avuto fare, Maria? Che dico, chi che governa, chi che pensi anche per noi altri, non solo per gli extracomunitari, che noi altri, i nostri vecchi hanno fatto la guerra per l'Italia. E l'Italia è fallita e i governanti mi hanno fatto fallire tutti. E ora Maria, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che ti servirà per togliere qualcosa di prima necessità, quello che ti manca. Sì. Non sarà un aiuto enorme, ma è un aiuto reale. Cosa vuoi dire, Maria? E Dio tante grazie ed il comune non si ricorda di noi, solamente pagare l'IMU, tagli, non so cosa che tirano fuori più. Tante grazie, non so come ringraziarvi. Ciao grande famiglia, siamo al Banco Solidale perché è venuta a trovarci mamma Sole, la chiameremo così. Una mamma che ha molti problemi, 2 bambini, si è anche iscritto ed oggi è arrivata al Banco Solidale, cercheremo di aiutarla ed è qui vicino a noi. Allora, ti chiamo mamma Sole perché sei un sole, perché 2 creature meravigliose come le tue non posso che chiamarti mamma Sole, anche per una privacy, per rispetto dei tuoi bambini. Cosa è successo nella tua vita, mamma Sole? Avevo un lavoro, ho perso questo lavoro e mi sono ritrovata in strada con il bambino, col primo bambino. Allora tu ti sei rivolta ai servizi sociali, hai cercato di far capire l'importanza. Certo. Prendila su. Ti chiamo, sai cosa ti chiamo? Luce, tu sei la luce, ha 2 occhi meravigliosi. Ecco, allora mamma Sole e la bimba Luce. Allora. Ho preso subito contatto con il servizio sociale, che però, come si sa, non è che aiutano granché, anzi danno molti più problemi di quelli che... Hai fatto fatica. Non ritrovo, come posso dire, l'aiuto che dovrebbero dare. La sicurezza, come posso spiegare? Non dico di risolvere i problemi alle persone, però magari indirizzarle anche, no? E invece ho sempre trovato da chiedere altrove, ecco. Come mai ti sei rivolta alla Rete Veneta, ai Veneti Schiacciati, alla Mirella? Ho guardato la trasmissione e dopo ho conosciuto un'altra persona che mi ha fatto conoscere la Mirella, per fortuna. E tu cosa speri dalla Mirella e da questa grande famiglia di Rete Veneta? Allora, Rete Veneta secondo me è la parola, come dici tu sempre Mirella, è la parola dei cittadini, quindi magari ho detto la Mirella può dire quello che io non posso dire, no? I servizi sociali non funzionano, esatto, dico esatto, lo vedo ogni mattina, quindi e non solo, un aiuto. Ascolta mamma Sole, dicono che non è vero che non c'è lavoro, cameriere, inservienti, però che non avete voglia di lavorare. È vero questo? Non è vero, c'è una politica sbagliata anche lì.
perché secondo me anche là è sbagliato, perché magari prendi, non ce l'ho con nessuno, non sono né razzista né, anzi sono al popolo aperto io, però c'è una politica sbagliata. Ho visto che quando ho nominato la parola lavoro ti stavi un po' commuovendo. Perché? Perché ero brava nel mio lavoro, Mirella, ero brava. Io ho fatto la commessa, però ho vinto tanti, come posso dire, anche dentro il negozio l'ho fatto crescere e non sono più potuta andare a lavorare. Il lavoro mi viene da piangere perché appunto, come posso dire, mi piaceva il mio lavoro. Cosa vuol dire alzarsi al mattino e sapere di non riuscire a dare quello che aspetta ai tuoi figli? Specialmente anche il più grande che comincia a capire, a sentire che ha questi desideri, diciamo, che ha tutti i bambini. Ecco, lui vuole giocare a calcio, però tu mi hai scritto: io non ho la possibilità di farlo. Io spero che qualcuno mi senta e che ti dia una mano, che mi chiami per vedere di inserire questo bambino nello sport, che è un bambino che ha già sofferto tantissimo, è un bambino che è seguito anche da un psicologo, perciò cosa vuoi dire? Ecco, nominiamo il bambino e lei piange. Non è facile perché come ogni mamma vorresti dare tutto, il massimo di quello che si può dare, perché io sono anche per la politica di non dare troppo, cioè non dare quello che si può al bambino. Il giusto. Però quando vedi che non riesci a dare neanche quello che il bambino necessita, è dopo un poco da dirti, non so neanche cosa dire, guarda, la dignità. Pensa, Mirella, che anche la scuola, dove il bambino dovrebbe essere seguito e comunque dovrebbe essere un mondo dove entri e c'è tutto, non c'è niente. Dobbiamo portare biscotti, fazzoletti, carta igienica, pennarelli, colle, tutto. Pensa a te, io che non ho niente, quel poco che ho è grazie a qualcun altro, ok? Dobbiamo portare tutto, come mi posso sentire io? Tu sei stata anche sfortunata perché tuo marito è morto, non c'è più, perciò è morto anche molto giovane. Sì. E perciò tu ti ritrovi con queste due creature, però bisogna dare risposte a queste mamme. Allora noi te la diamo subito la risposta. E la risposta sai qual è? È questo assegno che la grande famiglia di Rete Veneta ti mette a disposizione. Eccolo qua. Grazie, Mirella. Ecco. Perché piangi? Non dovresti essere felice e sorridere. Sì, lo so. Lo so, però ho una dignità. Ho una dignità e non è facile per me di carattere accettare le cose, capito? Io vi ringrazio, non so neanche cosa dire. E cosa vuoi dire qui? Ma no, ma guarda che io ti ho detto, quando ti ho detto non aver problemi, che vedrai che l'aiuto io te lo porto, perché eri veramente disperata. Allora lo so, ma non è per me. È per i miei figli. È per i tuoi figli, però ecco, questo che stiamo facendo noi è dare questo ossigeno alle persone come te che possono respirare, che questo bambino abbia almeno l'ABC, quello che chiede un bambino, specialmente lo sport. Diciamo troppi social, poi abbiamo i bambini che vogliono fare sport e non hanno la possibilità di farlo. C'è qualcosa che non funziona qua, perciò noi questa mattina adesso ti diamo questa possibilità con questo assegno che facciamo vedere, e tu con questo assegno, che è un assegno molto dignitoso, ti darà la possibilità di respirare e di continuare questa tua guerra per vincere questa battaglia, per vincere questa guerra che è una guerra molto importante. Dai un grande saluto alla grande famiglia. Grazie Rete Veneta, grazie a tutti veramente, non so come ringraziare tutti voi, spero un giorno di far parte del volontariato. Ecco, e con queste parole noi vi salutiamo. Abbiamo iniziato questa trasmissione quest'anno, avete visto, con questo caso. Quanti ce ne saranno? Però noi ci siamo. Grazie a voi, ciao. Allora, prima di presentare questi due graditissimi ospiti, so che c'è anche Rinaldo in attesa, volevo ricordare appunto a quelli che non si ricordano che oggi è la festa della mamma. Non a caso sono partita con questa canzone bellissima, tutte belle le mamme del mondo, e soprattutto con questi due assegni, per rispondere anche a quelli che continuano a criticarmi
perché secondo loro aiuto gli extracomunitari, non aiuto gli italiani. Io penso che tutte le mattine faccio questo, io non aiuto gli extracomunitari, io sto facendo da tramite a quegli imprenditori che hanno deciso di aiutare, di dare un attimo di dignità. Se a qualcuno non va bene non so cosa farci, questo è il mio ruolo è di aiutare chi è in difficoltà. Questi imprenditori mi hanno chiamato, mi hanno detto io vorrei aiutare, fammi una cortesia, fallo tu, perché i momenti sono terribili. Se leggete oggi i giornali sentiremo anche da Albertina Piccolo, vicepresidente Auser, che ringrazio di essere qui, questi momenti drammatici, cosa sta succedendo. Saluto anche Giuseppe Vanzella, scrittore, che ha portato questo libro, Gente di Treviso, poi ne parleremo. Grazie Giuseppe di essere qui con Mirella Sveglia Veneti, per far capire anche i valori, le storie anche nostre, che ha vissuto il centro storico di Treviso, di questi emarginati. Ecco, eravamo anche noi in quelle condizioni con certe persone. Però volevo anche ricordare queste mamme, in particolare Iole. Ieri mi ha chiamato questa mamma che è in sedia a rotelle, con un figlio che vegeta da più di 30 anni. Io sono andata anche a trovarla diverse volte, l'ho anche supportata, anche un avvocato gli ho messo, perché la cosa incredibile è che era disperata. Ha detto: Mirella, oggi non ho nessuno che mi aiuta a girare Romano, alzarlo, io non ce la faccio da sola, qualcuno passa sempre il cerino, ma come faccio io? Ma dove vado? Era veramente disperata, perciò io dico a mamma Iole, noi ci siamo, tu sai che io ci sono, ti ho anche chiamato ieri e mi dispiace molto di quello che ti è successo ieri, però qualcuno dovrà pure dare risposte. Noi paghiamo le tasse, paghiamo persone che dovrebbero uscire, vedere certe situazioni veramente non sgradevoli. Di più, questa mamma in sedia a rotelle da sola, per fortuna che la parrocchia ha dato questa casa, questo alloggio a piano terra, perché appunto lei come fa ad accudire questo ragazzo? Ma lei ha già perso un'altra figlia, per lei Romano è la vita. Lei dice sempre: se mi manca Romano io muoio, ma se manco io a Romano muore subito dopo. Non ci sono strutture adeguate per mio figlio, non le trovo, cosa faccio? Ecco, io penso che la politica, invece di litigare tra di loro, adesso c'è un altro tavolo in prefettura, ci sarà molto importante, dovrebbero iniziare come fa Mirella, non a guardare solo quelli che veramente dite voi chi sono i diversi, gli italiani diversi, ma anche questi casi. Ecco, io sono convinta che di questi casi ce ne sono tantissimo, penso di essere una delle poche che li fa vedere o qualcun altro, però dobbiamo veramente rimboccarci le maniche e iniziare tutti quanti a fare una riflessione. Ecco, questa rabbia inaudita, avete sentito questi ragazzi che sono entrati a Dal Negro per dare fuoco, per colpire questi poveretti che dormivano là. Sono i vostri ragazzi, sono i nostri ragazzi. Questo è il grande problema che abbiamo. Cos'è questa cattiveria, questa rabbia, in un momento invece dove tutti quanti dovremmo unire le forze? Lo stanno facendo gli imprenditori. Ecco, avete visto, sono già a 3 che hanno deciso di aiutare in pochissimi giorni. Però io penso che qualcun altro dovrà fare la sua parte. Lo chiedo proprio a Albertina Piccolo, vicepresidente dell'Auser. Grazie Albertina, ci diamo del tu perché siamo volontari naturalmente. E soprattutto cosa vuole dire questa mattina Auser, cos'è l'Auser per chi non lo conoscesse, ma penso che si sappia, e cosa fate. Prego Albertina. Sì, allora io sono la vicepresidente di Auser provinciale, ma sono anche la presidente di Auser Cittadini del Mondo, e la mia associazione segue da 20 anni, 19 anni per l'esattezza, proprio i migranti. Cosa posso dire? Devo dire che gli imprenditori hanno bisogno di queste persone, perché ho un po' di aziende che mi chiamano e mi dicono: hai qualche ragazzo, donne anche, comunque, che se può venire a lavorare, perché agricoltura, calzaturieri, non si trovano. L'altro giorno ho sentito che abbiamo una carenza per i cimiteri, nessuno vuole accudire, aiutare nei cimiteri, fare la manutenzione, e se non vanno queste persone che vengono o dall'Asia o dall'Africa non...
Ho persone che sono dei bravi ragazzi perché lavorano, perché qualcuno ha anche un appartamento. Noi abbiamo anche insegnato come bisogna vivere in un appartamento, perché magari venivano da villaggi e non sapevano nemmeno cos'era un lenzuolo, per dire, no? Però hanno proprio la volontà di imparare. Però gran parte di loro purtroppo non hanno dove dormire. E io come Auser, con un coordinamento di altre associazioni, per l'emergenza freddo abbiamo aperto 41 giorni a Monigo un dormitorio, ma era un'emergenza. Poi a un certo momento abbiamo dovuto chiudere, anche perché è vero, ho fatto una colletta, una raccolta fondi, e è stata anche molto generosa. Però ci vogliono anche tanti soldi e come volontari non è che possiamo collarci proprio il tutto. E mi ripeto, ho tantissimi ragazzi che mi chiamano. Io sono mamma di 2 ragazze, ormai grandicelle, e comunque penso di avere più di 30 maschi che mi chiamano mamma, proprio perché li ho aiutati con il lavoro, perché ho trovato a tanti il lavoro, li ho aiutati con le pratiche, li sto aiutando se hanno bisogno. E mi dicono: mamma, noi abbiamo bisogno, io ho bisogno di trovare un posto per dormire. In effetti al dormitorio ho trovato delle persone, dei pakistani per l'esattezza, che ho inserito in al lavoro. Stanno lavorando da 2 anni e prendono anche un buon stipendio e dormono un po' di qua, un po' di là da qualche amico, e sono venuti a dormire anche in dormitorio perché non hanno dove dormire. E questo mi fa male, perché lavorano in un'agricoltura alimentare. L'orario è molto ampio, perché alle volte con la bicicletta fanno quasi 30 km per andare al lavoro e magari devono arrivare al lavoro alle 6:30. Poi si sa, nell'agricoltura oggi puoi lavorare 5 ore e domani però ne potresti lavorare 12, perché la raccolta... Esatto. E questi non riescono a cucinare un pasto, per esempio, perché se non hanno un posto dove dormire non sanno nemmeno dove cucinare. Allora mi chiedo: quanto potranno andare avanti? Perché fanno 10-12 ore al giorno, fanno 50 e più chilometri in bicicletta. Qualcuno non ha neanche la bicicletta elettrica perché sta ancora pagando il viaggio di quando è arrivato qui in Italia, perché ci sono dei costi purtroppo notevoli e rischiano anche la morte. Poi magari devono andare in commissione e anche lì ci vogliono 2-3 mila euro, sicché non hanno qualcosa, devono mandare a casa, perché comunque sono venuti qua per lavorare. E non mangiano, o mangiano un pezzo di pane, una banana, non so, un qualcosa, comunque non un pasto come si dovrebbe mangiare. Allora dico, è giusto, abbiamo bisogno di queste persone, e comunque se si ammalano poi sono un'altra volta nelle spalle dello Stato. Allora cerchiamo di trovare loro una via di mezzo, un qualcosa che può essere un dormitorio, può essere un ostello, possono essere tante cose, perché queste persone possono pagare un affitto giusto, per un posto letto, sicuramente non possono trovare un appartamento e pagare 1.200 euro più le spese, perché non ce la fanno, però possono pagare. Allora li leviamo dalle strade, incameriamo di soldi e diamo loro una vita dignitosa. Molto chiara Albertina, e ringrazio per le parole che ha detto Albertina. Sentiamo Giuseppe Vanzella cosa ne pensa. Rivediamo questo libro, Gente di Treviso. Anche queste erano delle figure pittoresche, vero? Un po' particolari, molti di noi le hanno conosciute, ne abbiamo visto tantissime. Ecco, vediamo Tralli,
Vedete? Sì, vabbè. Ecco. Allora, cosa vuoi dire? Queste sono figure di un mondo diverso. Io però dico sempre una cosa che è una questione di principio. Penso che un giovane in qualunque parte del mondo egli sia nato ha diritto a credere nel proprio futuro, per cui è assolutamente indispensabile che se uno decide di spostarsi andando incontro a grandi difficoltà, è giusto che abbia il diritto di poter crearsi il proprio futuro. E bisogna dire una cosa, noi siamo un paese in crisi demografica, per cui sbandierano sempre il fatto di chi pagherà le nostre pensioni. Io penso che la gran parte di questi che arrivano dall'estero arrivano proprio anche per questo motivo. Loro cercano il loro futuro e noi cerchiamo il nostro futuro in qualche modo. Per cui è giusto trovare un punto di incontro, un punto di accordo. Dopo è logico che c'è sempre la situazione ai margini estrema della persona che ha dei problemi anche psichici, che oppure che non trova quello che cerca e dà in escandescenza, crea problemi, però sono assolutamente fatti immaginari. Penso che la politica deve riuscire a capire quanto questo fenomeno sia importante e da strutturare. Bisogna cercare di fare il possibile per trovare un punto di equilibrio e non solo situazioni marginali nell'immediatezza del problema, come nel caso di quei poveri disgraziati che d'inverno vivono l'addiaccio. Bisogna trovare, che tra l'altro non sono solo extracomunitari, tanti sono italiani, io ne conosco proprio attraverso l'occasione che ebbi quando circa 20 anni, sono 20 anni ormai che ho scritto questo libro, e conosciuto tante persone. Mettetemi anche le immagini, eccolo qua, prego. Persone che diciamo in qualche modo vivevano anche i margini, non tutti i personaggi di cui parlo erano persone marginali, ma tanti sì, e però sono entrato in contatto con un mondo che è anche questo, di persone che hanno una grande dignità, una grande umanità, però la sfortuna di avere magari difficoltà economiche, difficoltà di lavoro, oppure anche intellettuali, cioè non tutti siamo Einstein, ci sono delle persone che insomma sono limitate, però è importante che si possa fare qualcosa, anche perché è utile, oltre che una cosa dignitosa per noi, è una cosa utile per noi come italiani, cioè il fatto che prima vadano gli italiani, si deve fare tutto per gli italiani, va bene, però pensiamo a tutti quelli che contribuiscono al bene degli italiani, e tanti di questi sicuramente sono venuti qua per farlo, insomma, ecco. Non tutti sono spacciatori di droga, questo voglio dire. Però c'è anche un sottotitolo su Gente di Treviso che fa molto riflettere: storie di trevigiani senza storia. Perché hai scritto questa frase? Per me è stata una bella frase questa che mi è venuta in mente per dare il sottotitolo al libro, perché sono tutte persone che tu avvicini nella tua vita, le prendi in considerazione, ci parli insieme, ma non gli dà importanza perché non partecipano a questo fenomeno del consumismo bulimico che stiamo vivendo. Sono persone che vivono ai margini, per cui ti fanno ridere, sorridere, però non li prendi in considerazione. E invece questo libretto che ho scritto in qualche modo ha contribuito a dare una storia, dunque una dignità a queste persone, perché dobbiamo pensare che in ogni momento in cui ci interfacciamo con delle personalità che sono ai margini, anche loro hanno qualcosa da dire e qualcosa da dare. E dico sempre questa frase famosa di Sant'Agostino, che ricordati, cioè parlo di me e di tutti, che quando sarai nel momento del trapasso non sarà importante quello che hai avuto, ma sarà importante quello che hai dato. Molto bella questa frase, ti ringrazio Giuseppe Vanzella. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Fermo Rinaldo, adesso fai gli auguri a tutte le mamme, alle nostre ascoltatrici, perché adesso siete voi uomini oggi, anche noi, ma specialmente voi che dovete fare gli auguri a queste donne che vi hanno creato. Siamo state noi, non voi. Vai. Ti dico, cara Mirella, ti dico che ho quasi 83 anni e mi ricordo ancora dei miei amari. Mi ricordo sempre Goffioi, Gonevodi, ma quella che mi torna in mente prima dei miei amari. Mi ricordo un aneddoto, cos'erimo Putei, in aveva in Mastero, noi 3 bagni, in Mastero, e ora mia madre guardava, andiamo tornare in campo, più netto, perché ne aveva 2 volte, le misette, e aveva prima più netto, se non sporcava tutta l'acqua. Ma andiamo felici, e la mamma, anche quando un punto è morto, cosa sarò? Prima roba che mi dispiace non ricordarmi più di mia madre, perché noi la vita ancora di più è stata tutto alle nostre mani. Ma mi voglio dire, intanto le auguro a tutte le mamme che abbia una famiglia che sta vicino nel bisogno, quando chi le mamme gamai essere vicino, non occorre portargli i panettoni e bel gimbon e roba buona, basta stargli vicino e dargli un affetto che è quello che ne darà io. Veloce Rinaldo, veloce! E adesso ti dico, quello che ti ha fatto vedere stamattina, gli anni che ti ho fatto, e ti ho fatto sempre, e ora ricordate, se vuoi fare la beneficenza, ricordate del 5 per 1000 della Mirella, perché vediamo dove i soldi va a finire, non esiste sotterfugi, e poi critiche, chi lei sta è aria Mirella, basta che vada, e critiche, non fa niente, e fa solo che mani. Una volta nei altri disegno, chi la rabbia cicca, si siede a un tavolino con del di che roba e la rabbia passerà. Grazie caro Rinaldo, grazie veramente, devo correre perché sennò non ce la faccio, tante cose da chiedere anche alla nostra Albertina Piccolo, soprattutto queste telefonate che mi sono arrivate ieri sera perché Mirella ha chiesto aiuto, perché da sola non ce la faccio più a portare avanti questo impegno che mi sono presa con questi appunto grandi benefattori, perché ho bisogno di logistica, di trasporto. Ecco, Monastiere è vicina ma è anche lontana, come diciamo, se uno non ha la possibilità, come fa a ritornare alle 5 del mattino, essere in stazione alle 6, non ci sono bici elettriche, nessuno si è fatto sentire, eppure sono passati 15 giorni, finalmente ieri sera qualcuno ha bussato e ha detto noi ci siamo, sono in 2. Ecco, 2 persone che si sono offerte di fare la logistica e il trasporto, perché è molto importante, certo. È importante perché per queste persone che lavorano essere puntuali al lavoro ed avere il lavoro, per quanto ecco, sia un lavoro anche molto difficile, chiamiamolo così, Albertina, loro vogliono andare a lavorare, perciò ringrazio l'Ause che si è offerta, ringrazio anche un certo signore che mi ha chiamato ieri sera dicendo anch'io voglio darmi da fare, voglio aiutare con un pulmino, andarli a prendere, perciò le file si stanno serrando, però ne riparleremo la prossima settimana. Prima, dopo questo tavolo che ci sarà oggi in prefettura, con i grandi di Treviso, nel senso che ci saranno i sindacati, gli industriali, ecco, ci saranno delle persone e vedremo cosa partorirà questo topolino, dico io, perché è già il 20° tavolo, speriamo che qualcosa succeda. Io sono anche speranzosa, però non basta, io sono convinta, Albertina Piccolo, che è il mondo del volontariato quello che deve fare i tavoli, non solo i grossi nomi, ma anche quelli che tutti i giorni lavorano per aiutare in silenzio, ce ne sono tanti che anche loro possono dare un contributo, è quello che io non riesco a capire. Ecco, questi tavoli sempre striminziti, o fai parte del cerchio magico o fai parte di qualcos'altro, però tutto sommato, mi dicono le associazioni di volontariato che io ospito, sono sempre i soliti, noi dove siamo, eppure potremmo aiutare anche noi. Ecco, come mai ci sono queste divisioni secondo te, Albertina? Ecco, questi numeri, tante associazioni ma pochi poi che siedono ai tavoli per cercare di aiutare.
Questo non te lo so dire, forse perché invitando proprio le associazioni che operano nel campo, magari si sentono dire delle cose che non vogliono sentire. Potrebbe essere anche questo, perché, ripeto, la mia associazione in primis abbiamo dei laboratori di lingua, perché in effetti è molto importante che questi ragazzi possano imparare un po' l'italiano. Poi, come appunto diceva, sfugge il nome, Vanzella, sì. Vanzella, non tutti siamo così intelligenti. Io ho tante persone che sono analfabete nel proprio paese, sicché grosse difficoltà ad imparare, non sanno scrivere, non sanno leggere, e anche grossa difficoltà a imparare l'italiano, però sono grandi lavoratori, allora non li puoi penalizzare perché... E a mio avviso in effetti dovrebbero invitare proprio quelle associazioni che operano nel campo, perché così possono dire i bisogni effettivi che ci sono, perché alle volte io ho sentito appunto anche con il dormitorio, con il coordinamento del dormitorio, che eravamo un po' di associazioni, non tutte sanno in effetti cosa hanno bisogno questi ragazzi. Io sono, credo, 10 anni che li seguo, io non sono un insegnante, sì che non faccio lingua, ma facevo un determinato lavoro che li seguo proprio nel mondo del lavoro, ho trovato loro lavoro, li seguo con le carte. E per loro, prima ancora comunque della lingua, come dicevi te, hanno proprio bisogno di lavorare, perché devono mandare a casa i soldi. Perché oltre ad avere tutti i debiti appunto per essere arrivati qua in Italia come sono arrivati, ma devono mandare a casa sti soldi. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Mirella. Oh, che felice, dice, sai che volevo quasi chiamarti, ho detto adesso la chiamo, aspettavo sempre che chiamassi, intanto ti faccio tanti auguri alla mamma intanto. Vai Sandra. Ecco, io faccio gli auguri a tutte le mamme e ai bravissimi gli ospiti come al solito, il parterre è sempre pieno, è pieno di personaggi, no bravi di più. Mirella, tu sei il capitano e io oggi è l'unico giorno che non ho un appuntamento allo IOV, sai, per il mio tumore, e allora ho approfittato per chiamare, darti un saluto, quando posso lo faccio, io mi affido alle mani di Dio. Cosa vuoi che ti dica, Mirella? La strada sarà lunga e speriamo che la strada lunga porti a dei benefici per me, per la mia famiglia anche, perché sai, Mirella, lo sai anche te, che la donna è il fulcro della casa e che per fortuna ho mio figlio e mio marito che con l'arabo, una ragazza egiziana che mi dà una mano, cioè, devo dire che sono anche coccolata, malgrado. Ecco, volevo solo darti un saluto a te, agli ospiti, salutami tutti e spero prima o dopo, Mirella, perché me lo sono imposto, che dovrei venire da te. Una mattina mi siedo in un cantuccio, non voglio rompere le balle. No, va benissimo. Guarda Sandra, sarà un onore per me averti ospite, perché sei una guerriera, stai lottando contro un male veramente anche molto importante, ma sono sicura che ce la farai, grazie anche alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia. Abbiamo fatto dei passi in poco tempo, no? Da gigante di più, perciò sii fiduciosa, continua a lottare, perché sai che la prima medicina, quella che aiuta più di tutti, è la volontà di reagire, di vivere. Perciò Sandra, veramente ti ringrazio e un grande abbraccio a mamma Sandra, veramente grazie. Giuseppe Vanzella, ecco, se dovessi un domani, magari quando avrai voglia di scrivere un altro libro, le storie dei diversamente italiani, ecco, chi metteresti dentro? Perché io, come sentivo adesso anche Sandra, ho la badante egiziana. Ieri dicevo a qualcuno, guardate che il sindaco Di Mallo, provincia di Vicenza,
è un musulmano ed è un salviniano, anche per far capire a qualcuno come funziona. Poi bisogna anche iniziare a parlare qua, Albertina, sennò non andiamo da nessuna parte. Cos'è il diverso per uno scrittore? Esiste la parola diverso oppure sarebbe utile iniziare a dire la persona? La persona. Io penso che il diverso non esista per lo scrittore, il diverso esiste per il singolo individuo, cioè ognuno vede il diverso quando questo è un alieno rispetto al proprio ambiente l'ambiente in cui vive. Per cui si può dire che tu puoi parlare di persone che non fanno parte della tua sfera di interesse di ogni giorno e allora in quel momento riesci a capire che queste persone sono dei diversi, ma diversi da cosa? Guarda, io sono nato in Australia, sono figlio di emigranti, la mia famiglia, vari rami della mia famiglia hanno cominciato ad emigrare nella seconda metà dell'Ottocento e sono andati in Brasile, altri sono andati in Australia negli anni '20 nel percorso, nella stratificazione di quella che è stata la grande emigrazione italiana nel tempo, perché di questo anche dobbiamo avere coscienza, di come nel tempo anche noi siamo stati e siamo ora. L'Italia è uno dei paesi europei col più alto tasso di emigrazione dei giovani, cioè dobbiamo tenere presente che nel momento in cui noi guardiamo il marocchino, il rumeno, il cingalese qua, anche noi abbiamo in quello stesso momento abbiamo il figlio magari del tuo amico che è in Inghilterra o in Germania, è visto come un emigrante, un alieno, uno straniero, un marginale, hai capito? Dobbiamo tenere presente anche questo, per cui ormai nell'epoca della globalizzazione questo discorso del diverso solo perché ha una pelle di un altro colore o viene da un ambiente culturale differente, è una cosa che non va più presa in considerazione come un fatto di marginalità, ma deve essere preso in considerazione come di un'opportunità per creare un mondo nuovo e diverso. Pubblicità. Costerà almeno 100.000 euro risistemare con sbarre elettriche anti-intrusione il Parc dal Negro. I lavori inizieranno e si concluderanno in giugno. Un'opera che si rende necessaria, dicono, per evitare che il parcheggio torni ad essere luogo del bivacco notturno di giovani richiedenti asilo e senza fissa dimora. Un investimento che sarà sostenuto anche da Ascom Confcommercio, che è tra i comproprietari del parcheggio. E mentre una quindicina sono già tornati a dormire proprio lì, alcuni anche rifiutando la soluzione proposta dell'albergo a Monastier da parte di una generosa imprenditrice, da Belluno il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza illustra le nuove opportunità alle quali sta lavorando in un percorso condiviso a livello internazionale. Noi stiamo lavorando con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, quindi con Asso Camere Estero, per mettere in campo un progetto pilota assieme all'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, che fa capo alle Nazioni Unite, dove vede alcuni paesi dell'America Latina, dall'Ecuador al Perù al Guatemala, di poter portare qui professionalità e competenze. Verranno formati noi abbiamo scelto l'Ecuador come paese, verranno formati in Ecuador. Fatte salve le reciprocità del riconoscimento del titolo di studio, anche le OS verranno formate in italiano, in modo da arrivare nel nostro paese già pronte ad entrare in servizio. Una soluzione che si rende quanto mai necessaria, visti anche gli ultimi episodi cittadini e che lo hanno riguardato anche personalmente. Conte ha fatto bene, non è un problema solo di Treviso, ma basta andare a Padova, basta andare in tantissime altre nostre città. È ormai insostenibile, la gente non è più tranquilla. Io conosco personale della Camera di Commercio a Treviso che parcheggia, un parcheggio custodito dove dentro c'è di tutto e di più, che questi qui fanno il bello cattivo tempo. Uso questo termine per non usare altri termini. Intanto, sul fronte della cronaca stretta, domani mattina ci sarà l'annunciato vertice in prefettura per la costituzione di uno sportello migranti con conferenza stampa finale da parte di CGIL, CISL e UIL. E mentre il sindaco chiede con urgenza un incontro al ministro dell'Interno Piantedosi, gli ultimi giovani ospitati a Monastier sono ormai fuori dall'albergo in attesa di una soluzione che non sembra ancora vicina.
Allora, si parlava di questa ripresa di questi migranti. Cosa vuoi dire, Albertina? Come potremo far capire che se non ci sono queste persone che lavorano nei campi, nelle fabbriche, che lavorano per noi? Ieri sono andata dal fruttivendolo, mi ha detto: guarda Mirella, che se vai al mercato sono tutti di loro, nei mercati lo stesso, in tutti i mercati, se vai nei ristoranti specialmente, ma anche in molti bar. Allora, cos'è questo diverso per certe persone che non tollerano sentir parlare di diverso, che sono rabbiosi con questo? Ma perché aiuti loro? Perché? Come andassimo a prendere soldi da loro e li mettessimo in casa? Portateli a casa vostra. Prego, Albertina. Ma io credo non sia neanche, come posso dire, è un qualcosa che nel tempo ha continuato a diventare sempre più grande, ma a mio avviso tante persone non li vogliono, ma non sanno nemmeno cosa fanno, cosa ci aiutano a fare. Io sono convinta di questo, che forse dovrebbero un attimo fermarsi, pensare che appunto abbiamo bisogno, perché le badanti sono quelle, ma anche uomini, adesso ci sono tanti uomini che fanno, e nella ristorazione sono loro, perché sono quasi tutti dal Bangladesh, non so, forse perché sono piccolini, nell'agricoltura sono loro, negli allevamenti ci sono loro, anche i calzaturieri. Io vengo dalla zona di tante fabbriche o piccole industrie, esatto. O per esempio nelle verniciature, chi va di noi italiani? No, se non abbiamo loro, cosa facciamo? Chiudiamo certe fabbriche, andrebbero in difficoltà, e questo astio che hanno è un passaparola che non va bene, ecco. Stamattina leggevo qualcuno che mi diceva: lascia stare gli imprenditori, un politichetto, giovani politici, vabbè. Perché secondo loro fanno già abbastanza. Non è vero. Ecco, io invece ho sentito un imprenditore, qui seduto dove era seduta Albertina e voi l'avete sentito, un imprenditore diversamente giovane, Vanzella, al quale ho chiesto qual è la diversità tra gli industriali di una volta e gli industriali di adesso. E lui ha detto semplicemente: facile, quelli di adesso sono finanzieri, giocano in borsa. Allora, non è che questi ragazzi, uno mi ha raccontato che addirittura oltre a lavorare su questi vigneti, su questi campi, non ha neppure l'acqua, si deve razionare l'acqua perché non gliela danno. C'era un ragazzo qui presente, nostro, che ha fatto un altro percorso e ha detto: è vero quello che dice, perché è capitato anche a me. Poi oltre a lavorare il campo devo pulire la villa, devono pulire la piscina. Per questo non si dice, l'ha detto lui, fortunatamente che l'ha detto, io lo riporto quello che ho sentito. Allora, cosa c'è secondo te, Vanzella? Guai toccare l'imprenditore. Io ieri mi ha chiamato una persona diversamente giovane, che spero venga in trasmissione, un grande imprenditore è stato, il quale mi ha raccontato una storia da fantascienza, Albertina. Arriverà a Treviso, adesso vive a Trieste, non è più a Treviso, e lui mi ha raccontato delle storie agghiaccianti, di queste case che c'erano e non ci sono più, murate da qualcuno. Erano state messe in piedi questo bellissimo progetto dall'API, Associazione Piccole e Medie Industrie. Io l'ho ascoltato e ho detto: ma è sicuro che ci sia questa cosa? Sì, io la voglio raccontare, voglio capire dove sono queste case, se ci sono ancora che le davamo a queste persone in maniera che riuscissero, come diceva Albertina prima, a farsi un pasto, mangiare, avere un tetto sopra la testa. E mi ha raccontato, ma prima voglio verificare, perché sapete come sono io, prima di dire che ha ragione o torto voglio verificare, però mi ha detto: vengo a Treviso, perciò lo incontreremo tutti assieme e sentiremo questa storia allucinante. Lui ha fatto i nomi anche di politici molto influenti e lui ha detto: ma com'è sta storia che ho letto sul giornale? Io voglio venire a vedere questa storia perché mi ha molto colpito e sono sicura che i posti per mettere queste persone a dormire, a mangiare, a farsi quel che si deve, un po' di dignità della persona ci sono. Allora, Giuseppe Vanzella,
Ecco, scrittore, ma soprattutto queste immigrazioni. Io racconto una volta in Svizzera che mi hanno raccontato dove c'erano questi cartelli: vietato ai cani e agli italiani, tanto per capire come funzionava, visto che tutti ci accoglievano a braccia aperte. Ecco, secondo te questo imprenditore non più giovane che vuole ancora cercare di dare un contributo per aiutare, e sa l'importanza di queste figure per lavorare, che hanno diritto a una dignità? Prego. Ma io penso che intanto sia un fatto individuale, cioè ognuno opera come meglio crede. Che ci possa essere da parte di una certa politica il fatto di fomentare una discriminante verso chi viene l'alieno, chi viene da fuori per un interesse personale della politica, perché tanti sono riusciti a fare carriera, sono riusciti a avere dei benefit non da poco attraverso queste cose, e anche tanti imprenditori penso che ci abbiano guadagnato da questo punto di vista. Però io sono convinto che un fatto importante sia intanto andarsi a leggere la storia dell'emigrazione italiana, perché certa politica, la stessa politica di cui parlavo, spesso ne fa una bandiera dell'italiano che si è dato da fare, però nel momento che magari è il pakistano o il cingalese che si dà da fare, allora quello assolutamente non va bene. Però io voglio tornare su un piccolo aneddoto relativo a uno dei miei amici qua a Trevigiano, un italiano al 100%, uno di quelli un po' marginale anche lui, alla casa del comune eccetera. Lui aveva trovato un lavoretto, lavorava per una signora benestante, aristocratica del centro Italia. Ogni tanto quando lei veniva qua lui la portava in giro in auto, e un giorno questa per premio, siccome andava a fare un viaggio in India, gli ha detto: vuoi venire anche tu in India? E con me è stato, mi sembra, 10 giorni in India, e quando lui mi ha detto: quando sono tornato io camminavo 3 metri da terra, perché io pensavo di essere povero, di essere un emarginato, e ho visto i veri poveri, i veri emarginati, quelli che non hanno veramente niente, che nascono su un marciapiede e la loro vita muoiono sullo stesso marciapiede su cui sono nati. Quelli sono i poveri emarginati, per cui io mi sono sentito risollevato e ho visto la vita con un occhio diverso. Per cui alla fine io penso che sia la politica che deve cercare di intervenire, e questo non dico trovare casa solo per quelli che vengono dall'estero, da altri paesi, attraversando i mari, anche d'inverno, donne incinte, che mi fa spavento, cioè pensare che una ragazza prenda in Libia un gommone per venire in Italia e a 18 anni è incinta e rischia la vita. Cose pazzesche. Però quello che voglio dire è che bisogna trovare una soluzione anche per gli italiani. Cioè, non esiste in Italia una politica edilizia per nessuno, neanche per gli italiani, perché dovrebbero pensare che nel futuro poi prossimo sarà sempre più complicato, ci sarà sempre più bisogno, ci sarà anche da sostenere tutta questa popolazione molto, molto âgée, molto anziana, che vivrà da sola. Nella città di Treviso 1/3 delle famiglie è fatto di persone, di una sola persona. Io sono da sola. E tanti sono giovani, ma anche tanti sono anziani, e ci sarà il problema degli sfratti, ci sarà il problema di una politica della casa per tutti. Cioè è una cosa che è la politica che deve affrontare il problema, deve affrontarlo la politica. Albertina, prego. Sì, sono d'accordo con quello che diceva lui, che appunto la politica, noi volontari possiamo dare una mano perché abbiamo tante competenze, conosciamo bene le persone, possiamo sicuramente essere molto utili, però in primis deve esserci, non possiamo sostenere solo noi volontari
questa è troppo una cosa grossa, insomma. Ad esempio la burocrazia, questi documenti che tardano ad arrivare, ecco, è una cosa, loro il permesso di soggiorno, sono importanti per loro, aspettano anni. Sono molto importanti, aspettano anni, però poi alla fine se si fanno le cose, diciamo, come vanno fatte, anche se non hai un permesso di soggiorno ma hai un pezzo, tu sei comunque a posto sei a posto, puoi rimanere in Italia se ti fermano. Autorizzato a cercare un lavoro. Esatto, puoi cercare un lavoro, dopo i 60 giorni puoi cercare un lavoro. L'importante è comunque in tempo fare tutte queste cose, fare tutti questi rinnovi, quello che serve. Cos'è che ti preoccupa di più, Albertina, in questo momento? Mi preoccupa tanto queste persone, la mia associazione, oltre ai laboratori di lingua, che ne abbiamo 3, San Bartolomeo, Santa Maria del Sile e Monigo. Poi siamo dentro all'Istituto Turazza, dove ci sono 800 ragazzi e gran parte sono stranieri, 34 etnie, con un razzismo terribile. Ho dentro delle volontarie, degli insegnanti che li aiutano e vediamo anche la differenza appunto fra queste etnie e questo un po' mi preoccupa. E poi mi preoccupa, siamo dentro in Caserma Serena o Nuova Facility come la volete chiamare, da già 3 anni credo. E anche lì persone che stanno lavorando, a un certo momento la prefettura fa dei controlli e li devono mettere fuori, è anche giusto perché se hanno preso 20.000 euro è giusto che paghino, e queste persone che non riescono a trovare niente e che si devono riversare sulla strada, è questo che mi preoccupa, perché poi fanno tutto di un erba un fascio, anche perché come nella si dice. strada hanno il nemico dietro l'angolo, Esatto, questa è la verità. E poi anche la popolazione appunto li addita come persone che non fanno niente, che invece poveri magari vanno a lavorare tutto il giorno e il sabato o la domenica magari stanno fuori un attimo a prendere. Io quelli che avevo lavoravano anche il sabato. Perché anch'io io ho trovato lavoro a tante persone e quelli che mi lavorano in agricoltura alimentare, non dico il nome dell'azienda, lavorano sabato e domenica perché è come la raccolta viene fatta ogni giorno. Se dopo il tempo non è bello magari ti fermi un giorno o 2, però la devi... Io l'ho accompagnati anche con la pioggia, Albertina, poi sono andata a prendere, perciò piovevo, ho detto ma dove andate? Allora, ci hanno chiamato. Anche i miei su un'azienda, perché l'azienda è al coperto, però per esempio fra poco parte la raccolta di mirtilli e c'è un'azienda che ogni anno ci chiede personale, vado proprio lunedì a presentare 5-6 persone, fra cui ci sono anche 2 ragazzi che erano al dormitorio, sicché senza fissa dimora, diciamo. E, ecco, lì se piove magari qualche giorno non vai perché... Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Maurizio, fai gli auguri alle mamme intanto, vai! Certo, sì. ho telefonato anche per questo, per Bravo. dire innanzitutto gli faccio gli auguri a mia mamma, spero che sia in ascolto. Auguri mamma, grazie per la vita che mi hai donato da quando sono al mondo. E auguri a tutte anche tutte le mamme del mondo, come la canzone che hai messo su all'inizio. Allora Mirella, qua c'è da dire una cosa per quanto riguarda, adesso mi riferisco alla signora. Allora, io dico solo una cosa, gli italiani purtroppo, alcuni italiani, non vogliono fare più i lavori tipo i lavori quelli usuranti, ok? Perché? Perché è fatica, perché questo e per quell'altro. Allora, poi c'è anche un'altra cosa da dire, i titolari delle aziende assumono pochi italiani perché per la ditta un italiano costa 2 volte il doppio, vuoi per la regola, vuoi per tutto un insieme di accise, tutto quanto. Un lavoratore italiano costa molto all'azienda. E allora che cosa fanno gli imprenditori?
vanno in cerca di manodopera straniera appunto perché li sfruttano. Per sfruttarli, diciamo le cose come stanno, vengono sfruttati e li pagano meno. Così la ditta ha più guadagno rispetto di avere un italiano che costa il triplo per quanto riguarda, non so se mi avete capito cosa voglio dire. Certo. Ok? Ecco, allora, per carità, anche nella mia azienda, Mirella, ci sono delle persone extracomunitarie, ma sono bravi per quello che fanno, per carità. Ci sono alcuni che non sono automuniti, va bene, lo faranno un po' alla volta, si compreranno il mezzo un po' alla volta, però voglio dire, lavorano bene, perché fanno anche i lavori quelli che gli italiani non vogliono fare. Basta così, Okay? perché non ce la faccio più. Maurizio, ti ringrazio anche per quello che hai detto. Vedi Maurizio, io sono dell'idea che non è che non vogliono fare i lavori, anche quello, ma non abbiamo più i ragazzi, non abbiamo più le persone. Questo, la demografia si fa sentire, cioè non li abbiamo più, non ci sono più, sono pochissimi. Anche questo bisogna aggiungere. I numeri cominciano a mancare. Avete sentito anche la segretaria della CGIL cosa ha detto? Cioè, sono numeri che da là non scappi, e soprattutto ecco i professori che ho di statistica cosa dicono e di demografia. Grazie caro Maurizio. Allora Giuseppe Vanzella, intanto salutiamo le mamme, sì, un saluto alle mamme, prego Giuseppe. Come le salutiamo? Cosa si può dire? Purtroppo noi italiani siamo sempre considerati dei mammoni, per cui da sempre all'estero pensano che noi abbiamo solo in mente la mamma e ce la teniamo cara. Purtroppo mia mamma non c'è più, ma tantissime altre sono qua che riescono a darci soddisfazioni anche solo con la loro presenza. È anche bello vedere, io che non ho figli perché non li ho mai voluti, è bello vedere ogni tanto in giro qualche giovane, qualche ragazzina con il carrozzino, il bambino. Sono sempre, cioè noi siamo molto attirati dai cuccioli, adesso molto di più da quelli degli animali comuni come cani e gatti che quelli degli umani. Però anche quelli ci danno la loro soddisfazione, per cui ringrazio tutte le mamme per quello che riescono a darci. Graziella da Mestre, vai Graziella. Ciao Mirella, ciao. Intanto tanti auguri a tutte le mamme, è bella quella canzone che è intramontabile quella canzone. Voglio dirti che anch'io faccio parte dell'Auge Montessori a Chirignago, sono nel direttivo e anche da noi c'è quella scuola che facciamo i lavoretti il mercoledì e il martedì mattina, il venerdì mattina c'è l'italiano per le ragazze musulmane. E sai cosa ho constatato purtroppo? Che non hanno costanza. Non so come spiegare. Anche io quando andavo a scuola, andavo tutti i giorni, studiavo. Invece loro, già che, come si dice, su 2 o 3 volte dovrebbero sapere, purtroppo sono cose. Si stancano e non vengono più. È un corso che è pagato sempre dall'Aule nostro, insomma, di Montessori. A Chirignago e dopo il mercoledì che facciamo i lavori anche là insegniamo a fare l'uncinetto così anche là proprio non so, non hanno costanza, hai capito? Invece ci vuole tanto e il volontariato poi non ne parliamo perché non viene nessuno, perché tutti quanti vengono. Quanto mi dai? Invece purtroppo l'Auge è che imparare dalle cooperative. Cominciamo a parlarne neanche di queste cooperative. Vabbè, grazie cara Graziella. Vedi Graziella, il problema è il cambiamento culturale da tutte e due le parti, bisogna iniziare pure a farlo da una parte e dall'altra. Non è che possiamo cambiare questi usi e costumi che loro hanno così e riuscire a far capire che i nostri sono migliori del loro. Ecco, è un modo di vivere diverso, io vedo anche quando vengono al banco alimentare, non c'è niente da fare. Però se tu inizi un po' alla volta, è il 2010 che io sono all'interno di questo banco alimentare, l'unico all'interno di un ente pubblico in Italia,
dentro la provincia, e vedo che però se noi abbiamo costanza, perché loro non ce l'hanno, ma se noi abbiamo la costanza e continuiamo a insistere, anche facendogli capire che se mangiano, se si vestono, che diamo l'aiuto, ecco, loro devono anche loro contribuire ascoltando e dandosi da fare. Guarda che si può fare, il problema è che dobbiamo metterci tutti quanti la famosa goccia nell'oceano. Albertina, come ci saluti, Albertina Piccolo, con quale messaggio? Spero tanto di avere una bella notizia. Anch'io. Questa sera dal tavolo che c'è in prefettura proprio per i ragazzi, quelli che appunto mi stanno più a cuore, sono proprio quelli che lavorano, che devono uscire dai CAS e che non sanno dove andare. Avete capito? Riguardiamo anche il libro Gente di Treviso, storie di trevigiani senza storia. Ringraziamo ancora Giuseppe Vanzella per queste belle storie che racconta, che ci fanno tornare indietro negli anni, quando andavamo a passeggiare in una città e trovavamo le famose macete, che tu hai visto a Macetta. Ecco, io ringrazio veramente. Era un mondo diverso. Era un mondo diverso, adesso c'è un altro mondo, ma dobbiamo trovare anche il lato positivo di questo mondo. Perché forza, bisogna trovarlo. Bisogna trovarlo. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. E saluto e ringrazio altri due graditissimi ospiti. Abbiamo due ragazzi giovani, abbiamo Giorgio Pirollo, imprenditore, ecco, che voi conoscete, è già venuto Giorgio a trovare Mirella e Sveglia Veneti, e saluto anche Alessandro Dianin, presidente Associazione Orizzonti di Padova. Buongiorno, parleremo di integrazione, di mediazione culturale, di volontariato anche con i ragazzi giovani. Allora Alessandro, partirei proprio da te, perché abbiamo lasciato Albertina Piccolo, che è vicepresidente dell'Auser, assieme allo scrittore Giuseppe Vanzella, per parlare di questi italiani diversi che arrivano. Molti non accettano che vivano nel nostro territorio, dicono che hanno molto di più degli italiani, dei veneti, prima i veneti, e soprattutto ecco che l'imprenditore anche lui deve fare la sua parte, perché come si faceva una volta, ecco, capire che sono le persone che se non ce la fanno hanno bisogno di supporto, quelle che non ce la fanno. Perché questa rabbia, questa cattiveria? Oggi sui giornali guai toccare gli imprenditori da qualche giovane politico che non so quale sia il problema per lui, visto che in altre realtà europee gli imprenditori invece aiutano, raccontavano questi mezzi, questi autobus che vanno a prendere, come Scuola Bus ad esempio, certo. Ecco, dove vanno a prendere le persone che sono in difficoltà, arrivare nella fabbrica, nelle attività, e li accompagnano. Ecco, cos'è questa rabbia, questa cattiveria, questa rissa, questa violenza all'interno del Parco del Negro ieri sera? Ma io credo che la rabbia sociale in generale del nostro tempo, al di là del fatto specifico, è una cosa generale, derivi da un disagio che c'è molto forte per tante cose che succedono nel nostro tempo. Intanto c'è una crisi economica che, diciamo, dal 2008 non è mai davvero finita, in qualche modo negli ultimi 30 anni, soprattutto in Italia i salari si sono fermati, ci sono meno prospettive anche per chi magari fa il commerciante, oppure le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. E la rabbia sociale viene generata proprio da un disagio economico, dall'idea che ci siano risorse limitate e che quindi ci sia una sorta di corsa ad accaparrarsele. E poi ovviamente tutta una situazione internazionale molto confusionaria, non si capisce se in qualche modo anche l'Italia verrà implicata in dei conflitti. Questa angoscia crea anche rabbia, crea spaesamento e crea diffidenza nei confronti dell'altro. Allora, Giorgio Pirollo, un'altra cosa che vorrei capire, se è vero che questi giovani hanno tanta creatività, specialmente anche nell'elettronica. Io ho avuto diversi ragazzi, diversi studenti, i quali sono molto veramente intrigati da questa elettronica, e soprattutto come i numeri che hanno appunto le scuole di formazione, gli ITES, rispetto ai licei tradizionali. C'è un po' un capovolgimento. Prima si pensava ma il ragazzo non interessa, invece vediamo che lui vuole essere integrato, vuole creare. Tu ne sai qualcosa perché sei un creativo. Cos'è la creatività, Giorgio Pirollo? Tanto buongiorno a tutti. La creatività è partire da un foglio bianco e cercare di creare il più possibile quello che è in testa,
sulla carta e poi possibilmente in scala reale. Come facciamo noi con le nostre macchine. Ad esempio qui ho un modellino in scala della Asfanè, che è una macchina che abbiamo realizzato. Possiamo alzarla così la vedono un pochino? Sì, certo. Bravissimo, eccola qua. Prego. Questa è un'auto in scala, ovviamente è un modellino per vedere le proporzioni della vettura, che poi è stata realizzata in scala 1:1, è resa marciante e l'abbiamo anche venduta. E questo parte dalla nostra creatività, dal nostro know-how, dal saper fare italiano, perché assieme a questa idea poi abbiamo messo insieme una serie di realtà artigianali d'eccellenza italiane per realizzarla, e ognuna di queste ha messo la sua capacità di creare, quindi da lì la creatività. Sono gruppi, queste aziende, gruppi di tanti giovani che riescono, grazie a questa piattaforma, in questo caso che abbiamo messo assieme, a esprimere la loro voglia, il loro saper fare e le loro intuizioni, no? Prospettate verso il futuro. Secondo te, Giorgio Pirollo, ecco, questo Veneto, questo popolo veramente, ricordiamo che eravamo la locomotiva del nord-est, così ci chiamavano, proprio per la creatività che abbiamo avuto in tanti anni, specialmente i nostri nonni, i nostri avi, ecco, continuavo con quasi niente, riuscivano a creare delle cose incredibili. Ecco, pensiamo, abbiamo visto la storia della lancia, ad esempio, l'altro giorno, che è una cosa incredibile. Ecco, secondo te, questi ragazzi, tu che li frequenti, che li vedi, hanno creatività, però bisogna sapergliela tirar fuori, da soli non sanno come fare. Quanto importante è? Quanto importante è anche, e ha l'importanza di avere anche una scuola adatta, una famiglia che capisce che non tutti vogliono diventare dottori, avvocati, ma c'è qualcos'altro in loro, perché se non è la famiglia che ti supporta, che tu scegli una scuola e dici no, quella scuola non fa per te, la creatività non verrà mai fuori e lui da solo non ce la farà mai. Cosa vuoi dire, Giorgio? Assolutamente, però la creatività è anche un senso a volte di ribellione rispetto ad una scelta che viene magari imposta dalla famiglia, quindi benvengano anche le scelte imposte, percorsi magari più difficili, perché la creatività è sempre un riflesso di una lotta interna che hai rispetto a cose che ti vengono magari suggerite o imposte, quindi è uno sfogo che alcuni ragazzi hanno e cercano poi di mettere in atto. Magari riescono a seguire anche entrambe le strade, quella proposta dal genitore e quella loro, e poi ad un certo punto scelgono quale poi perseguire. Però secondo me è importante che il genitore non dia estrema libertà alla creatività, se no sembra quasi una cosa non decisa dal ragazzo. Quindi il ragazzo deve prendere autonomamente la strada che vuole perseguire. Io seguo a Belluno per esempio dei corsi al Hub, Urban Hub, che è una fucina di ragazzini dai 5 anni in su, che vanno lì quotidianamente ed estate, fanno dei campus e io li supporto come tutor, anche quelli più grandi soprattutto che hanno dai 15 anni in su, per aiutarli ad esprimere le loro idee attraverso delle tecnologie, attraverso quello che ho imparato io, insomma. Giorgio, sono diversamente veneti? Come sono questi ragazzi cosiddetti diversi che vengono da paesi diversi oppure che sono nati qui in Italia? Come li vedi tu? Che differenza è tra i nostri veneti doc, così li chiamano, ai diversamente veneti? Guarda, io grazie al mio lavoro ho viaggiato molto e ho lavorato per esempio a Torino al centro stile Fiat con tantissimi ragazzi provenienti da tutto il mondo, quindi non c'era differenze di razza, di cultura, anzi era un bellissimo mix che faceva nascere nuove idee, nuove cose. Quindi io credo che se le persone provenienti dall'estero sono integrate bene nel sistema, possono sicuramente essere una ricchezza per il sistema stesso, nel Veneto come in altre regioni.
Ti ringrazio per queste parole, Giorgio. Guarda, mi fanno veramente ben sperare, perché siete voi il futuro, siete voi i giovani. Cosa vuoi aggiungere, Alessandro Diani, a quello che ha detto Giorgio Pirolo? Adesso siete voi che dovete anche fermare questa rabbia, ecco, questi giovani che forse non trovano il percorso giusto, ma non è colpa loro, c'è sempre un vissuto a fianco di questi ragazzi. Prego. Io credo che la nostra generazione, lo dicevamo prima, stia vivendo anche un momento storico particolare. Ripeto, la situazione internazionale, le grandi questioni economiche, ambientali. Ricordiamo che c'è stata la pandemia che ci ha messo il lockdown anche in anni delicati della nostra vita. Però credo che la nostra generazione cominci anche ad avere idea di che mondo vuole. Credo che la nostra generazione abbia delle spinte molto importanti verso i temi dell'ambiente, della pace, di una maggiore stabilità, di una convivenza più pacifica anche all'interno degli stessi paesi, delle stesse città. Credo che la nostra sia una generazione che ha ben presente che cosa vuole, ma non vuole più realizzare queste cose nei vecchi schemi. Le giovani generazioni, per esempio, non si iscrivono ai partiti politici se vogliono fare politica, oppure cercano magari, ci sono degli esempi anche oggi, di fare impresa in modo innovativo. Cercano cioè delle strade nuove. Questa secondo me è una cosa che permetterà un grande avanzamento anche della nostra società. Però avrei fiducia nella nostra generazione. È una generazione che non vuole mettere da parte il benessere per la crescita, però ha bene in mente che mondo desidera. È molto chiara anche la tua posizione, tu stai cercando di fare questo con questa associazione molto importante, Orizzonti, che è anche un nome molto bello, ecco, un orizzonte ti fa vedere una cosa molto ampia. Ma perché questa cattiveria e questa rabbia, che non noto però nei giovani, la noto e lo dico quasi tutte le mattine in molti diversamente giovani, eppure hanno provato la povertà, la miseria, hanno provato la guerra. Ecco, questi giovani sono contro la guerra, ma anche loro sono contro la guerra, però non accettano il diverso, hanno paura del diverso. Forse è il messaggio sbagliato, proprio di continuare a vedere esempi negativi invece di vedere gli esempi positivi. Ma perché non fanno vedere gli esempi positivi di ragazzi che lavorano, che si comportano bene, che studiano, che cercano di integrarsi? Anche questi messaggi sono devastanti, perché loro a casa, vedi, è lo spacciatore, è lo stupratore, certo, è il delinquente. Prego. Fa più rumore un albero che cade rispetto a un albero che cresce lentamente in silenzio. E questo è un po' l'esempio. Anche i media giustamente mettono più in evidenza quelli che sono gli esempi negativi, ma perché viene più naturale. Però lo dicevi benissimo, ci sono degli esempi incredibili nelle nostre città, nei nostri quartieri, di persone che si danno da fare e che migliorano le cose anche per chi ha vissuto da sempre in Italia e chi ha vissuto da sempre tra le nostre vie. Io credo appunto che ci debbano essere poi anche dei percorsi da fare. Cioè, nel momento in cui una persona arriva in Italia, bisogna dirselo, è abbandonata. Non si può pretendere che una persona che magari viene lasciata in un centro d'accoglienza per mesi, che non può seguire dei corsi di italiano, dei corsi professionali, dei corsi rispetto alla nostra Costituzione, poi non delinqua. Bisogna farsi carico anche pubblicamente di queste cose, dalle associazioni che lo fanno benissimo, ci sono degli esempi molto positivi anche a Padova, da dove vengo io, alle parrocchie, ai comuni e ovviamente poi anche a livello statale e europeo, perché la dimensione europea in questo manca moltissimo. Molto importante. Mentre a Giorgio Pirolo vorrei chiedere un'altra cosa, la velocità. Ecco, noi diamo colpa sempre alle strade, invece è l'alta velocità. Io anche raccontavo prima questa mattina da mettersi le mani nei capelli e sono tutti giovani al volante. Io li guardavo bene questa mattina quando mi sorpassavano, non si rendono perché hanno sempre tanta fretta, non so di andare dove perché dopo c'è il semaforo rosso e li trovi bloccati là, fermi. Cos'è la velocità per un giovane? Perché sfidare proprio la morte? Tu sai che se sbagli un colpo la macchina o la moto non ce n'è per nessuno, però questa adrenalina che ti dà la velocità la vediamo perché sai che rischi tanto. Cos'è la velocità per un giovane, Giorgio Pirolo? La velocità per un giovane è sentirsi un po' più vivo, forse. Purtroppo viene affrontata in modo scorretto sulle strade, quindi va
la velocità non va esaltata. Noi abbiamo fatto una campagna contro l'alta velocità, noi d'altronde facciamo delle auto super veloci e quindi è un po' un contrasto, no, parlare di questo anche per me, però allo stesso tempo dopo l'incidente che abbiamo fatto a Pedavena, che comunque fortunatamente non ha toccato nessuno, però poteva essere molto più grave di quello che è stato, ci ha fatto un po' riflettere e quindi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo fatto poi una campagna contro l'alta velocità. Scusa Giorgio, mi dicono che ti è sceso il microfono perché non ti sentono, prova a vedere se lo trovi. Adesso eccolo qua, l'ho trovato. Ok Giorgio, prego. Sì, dicevo che dopo quel brutto incidente abbiamo cercato di trasformare il messaggio negativo in un messaggio positivo, portando in giro l'automobile distrutta in una teca di plexi nei centri urbani, dicendo vai piano che sei un esemplare unico, perché è molto più facile aggiustare una supercar, una macchina, che non aggiustare un corpo, e spesso non si riesce poi più a rimetterlo veramente a posto come prima. Quindi fare molta attenzione, magari sprecare un attimo di vita, che la vita in un attimo, no? Si dice. Quindi basta veramente pochissimo, come dicevi tu, soprattutto con le moto, le due ruote, che sono dei corpi, diciamo, senza protezioni alla fine. Quindi fare moltissima attenzione, lo dico soprattutto ai giovanissimi. Però non è, Giorgio, che forse qualcuno, io ho un volontario che è l'unico al mondo che ha la patente di moto, te lo farò anche conoscere, senza gambe e senza mani, lui l'unico al mondo che ha la patente della moto. Lui dice una cosa, e l'hanno detta anche altri, prendono la patente ma non sanno guidare. È una cosa diversa avere la patente e saper guidare. Non sarebbe ora di fare più ore veramente di guida, invece di studiare sto cavolo di motore, che tanto se si ferma la macchina, tu stai facendo degli esempi, ma in futuro saranno così, ecco, lasci là la macchina, non è che alzi, vai a vedere se... Cioè insegnare più a guidare, perché io raccontavo che ad esempio quando piove, quando c'è la nebbia, quando sono, ecco, condizioni climatiche veramente difficili, io non vedo scuole guida in giro. Qualcuno mi dice ma qualcosa, ma proprio non le vedo. Eppure poi quando conseguiranno la patente questi ragazzi o queste ragazze andranno in strada. Non è forse il tempo che anche la scuola guida cambi, che dia più importanza alla guida, che vuol dire sicurezza? Ma io credo che la scuola guida ti insegnino le basi, poi però il fatto è che le strade non sono dei circuiti, cioè se vogliamo correre dobbiamo andare a fare in pista, a comprarci un go-kart, a fare... però le strade sono, sulle strade ci guidano gli anziani, ci guidano i giovanissimi, ci guidano le famiglie, quindi bisogna avere un po' di rispetto non solo per i propri ritardi, ma anche per tutti gli altri che circolano, no? Penso che se un giovane tendenzialmente tende a correre, no? Magari si gasa la sera con gli amici, eccetera. È difficile anche per la polizia gestire tutte queste situazioni o prevedere o prevenire. Io credo che un sistema, adesso se parliamo di guida in stato di ebbrezza, uno dei sistemi migliori che è stato sviluppato in questi ultimi periodi è il fatto di non far partire proprio l'auto se uno ha bevuto. Quindi ci sono dei sistemi che possono prevedere in maniera massiva delle conseguenze devastanti che vediamo ogni venerdì e sabato. Però scusami Giorgio, allora togliamo il monopattino ma mettiamo delle biciclette che superano abbondantemente i 50 all'ora e non hanno bisogno né di casco né di niente. Abbiamo strade che sono impercorribili, non siamo in America dove abbiamo 4-5 corsie, ne abbiamo 2, qualche volta ti arriva la terza ma sei fortunato. Eppure non riusciamo a capire che non possiamo permetterci di correre, ma la macchina a 120, 110, non so, sembra di essere a 60, 70, cioè non è un controsenso. Allora io guido ma non mi rendo neppure conto che sto andando a 100, 120 all'ora, anche a 90, perché abbiamo visto cosa vuol dire anche impattare anche a 50 all'ora, cioè non è che sia così semplice. E allora cos'è? Allora tu mi dici di andare piano, però mi dai la macchina che non mi accorgo neppure di andare, lo vedo ma non mi accorgo, mi sembra di essere fermo
fermo, perciò magari accelero ancora di più. Certo. Cos'è che non funziona? Allora, nella bilancia cosa mettiamo? Questa bilancia non si riesce a capire di equilibrarla. Ma in realtà le case automobilistiche lavorano per garantire la massima sicurezza del passeggero, del pilota e di chi è dentro l'abitacolo. Per cui le auto rispetto a una volta sono diventate più grandi, più confortevoli, hanno delle fiancate spesse, quindi sono anche un po' più pesanti, quindi la velocità la senti meno, però quando vai a impattare la macchina si distrugge e assorbe il colpo, mentre i passeggeri talvolta ne rimangono, cioè più delle volte ne rimangono illesi, a meno che non siano degli schianti pazzeschi. A differenza di una volta che era l'auto che sembrava andasse più veloce, però in realtà andava lenta e assorbiva totalmente lei l'urto. Cioè non lei, ma il conducente e i passeggeri assorbivano totalmente l'urto rispetto all'auto, ecco il contrario Allora, però andiamo anche a capire che forse bisognerà darsi tutti una calmata, perché abbiamo delle infrastrutture che non ci permettono, bisogna dire la verità, e soprattutto rispettare la segnaletica stradale. Se è scritto che deve andare a 50 o a 70, deve andare a 50 o a 70, è inutile che poi dice ma trovare sempre una scusa. Quel signore che è riuscito a togliersi da bere perché si stava distruggendo, che tutte le scuse erano buone per bere, se fallivo bevevo, se vincevo bevevo, praticamente bevevo sempre. Ecco, io esco di casa e faccio quello che voglio, tanto qual è il problema? Le regole me le faccio io e finché va bene, il problema è che poi magari vai a colpire persone che non c'entrano niente. Ecco, la responsabilità di un giovane, anche questo è rispetto per il prossimo, però mi sembra che qualcuno ne ha, ma qualcuno anche un po' meno. Ecco, io vedevo anche ieri 2 o 3 ragazzi con queste macchine potentissime, io non so se sono proprio in grado di guidarle. Ecco, queste accelerazioni, sai, sui centri storici, sui 30-50 all'ora vicino alla provincia. Sapete che la provincia, dove è la sede della provincia, c'è un circuito là, dicono che vengono giù dappertutto per fare, ecco, le corse con le macchine, non so se è vero, vedrei Giorgio Pirollo, però sembra di sì, però non vedo mai nessuno là che controlli. Speriamo vada bene a qualcuno, perché veramente, guardate, la velocità pazzesca. Sono queste macchine che fanno le sfide oppure vedono, ecco, cosa c'è che non va. Allora cosa facciamo? Come ci difendiamo noi? Voi avete deciso di prendere veramente seriamente la parola rispetto del prossimo. Parlo in generale naturalmente, sai Alessandro? Ci sono secondo me 3 fattori da considerare. Il primo lo ricordavi benissimo, c'è il fattore dell'alcol, che è un problema vero perché molte persone si mettono alla guida non in condizioni di guidare perché hanno bevuto troppo. C'è anche un dato però a livello nazionale, negli ultimi anni sembra che anche tra i giovani il consumo di alcol stia calando per tanti fattori. Un po' sta passando di moda, un po' bisogna dirlo, ci sono stati i decreti sulla strada che hanno in qualche modo disincentivato all'abuso di alcol. Poi però c'è anche un altro fattore che non abbiamo ancora citato, che è la tecnologia, e questo vale anche se vogliamo un po' per tutte le età. Viene da guardare il telefonino, arriva un messaggio, si dà un'occhiata alla chiamata, magari non rispondo ma guardo chi è, e quello basta delle volte purtroppo per fare l'incidente, per andare a sbattere, per distrarsi, perché è una questione di attimi sulla strada. E queste sono cose su cui intervenire. E poi anche per quanto riguarda la cosiddetta mobilità dolce, la citavamo prima, questi monopattini, queste biciclette, certamente ci vogliono dei controlli su queste cose qui, e ci vogliono però, lo dicevamo, non solo le infrastrutture stradali ma anche quelle che riguardano pedoni, biciclette e monopattini. In tante città purtroppo piste ciclabili non ce ne sono, se ci sono molto dissestate, noi su questo ci siamo anche a Padova battuti, quindi ci sono questi 3 elementi da mettere insieme. Certamente una cosa che secondo me dal lato dei giovani può servire è un'educazione civica anche in questo senso all'interno delle scuole. Lo dico sempre, l'educazione civica all'interno delle scuole si fa poco. Oggi è strutturata in questo modo. Ogni insegnante, da quello di scienze a quello di storia a quello di matematica, deve cercare di fare un'oretta a settimana di educazione civica, ma questo non garantisce poi un percorso educativo reale. Ci vorrebbe un insegnante dedicato che 1, 2 ore, 3 ore a settimana faccia solo quella materia e che crei un percorso dalle cose più grandi come la Costituzione, i grandi temi del nostro tempo, alle cose di convivenza, per esempio la sicurezza stradale.
La sicurezza stradale, Giorgio Pirollo, che io sono convinta che bisogna iniziare dai bambini all'asilo. Loro sono delle spugne che assorbono tantissimo. Inutile che il bambino non capisce. Se tu inizi veramente a insegnargli da piccolo, quando arriva a 14-15 anni, avere questo famoso patentino tanto agognato per poi arrivare alla patente è una cosa diversa. Sei d'accordo? No, assolutamente sì, poi lo vedi anche già nei bambini piccolissimi. Ho un nipote di 2 anni che già apre la porta della macchina, sale, si mette al volante, cerca di accenderla, quindi loro sono già proiettati verso la dimensione della guida e sicuramente accogliere questo loro interesse già anche nelle scuole come magari una materia potrebbe essere molto interessante, come dicevi. Perché sicurezza stradale è anche sicurezza, educazione civica, come ti comporti. Io mi ricordo, ve l'ho anche raccontato quel giorno che appunto venendo al lavoro al mattino c'era questo bambino piccolo, 4 anni, 4, col papà che attraversava delle strisce pedonali. Allora lui era davanti e il papà dietro e questo bambino, anzi il papà era davanti e lui dietro, il papà è passato. Il bambino è passato e poi mi ha fatto così, ha detto grazie. Allora io ho detto di sicuro il papà no, perché come si è comportato il papà, vi ho detto muso duro, via. Invece il bambino ha ringraziato. Questo devo dire, o è la mamma o è la scuola, non c'è niente da fare. Il papà non di sicuro, visto come che ha attraversato, perché lui da solo, piccolino, dietro, ho capito, però ha ringraziato. Ecco, questo grazie che si deve iniziare e capire il rispetto delle regole fin da piccole. Inutile arrabbiarci dopo, perché a 18 anni non è che sia così semplice far cambiare il percorso educativo, o sbaglio, Giorgio? Beh, ma spesso, prendendo dall'esempio che hai fatto, sono i bambini che ci insegnano a noi ad essere gentili o ad andare piano perché si accorgono che stiamo andando troppo forte, o di far passare una persona. Sentite cosa dice? Sulle strisce pedonali che in Italia vengono non considerate. Cioè, avendo vissuto anche in Francia, ho visto che la macchina, l'utente alla guida si ferma almeno 1,5 metri prima. In Francia e in Italia ti arrivano proprio che non sai neanche se sopra le strisce, se devi passare o no, perché se hai il diritto di passare sulle strisce oppure no. Un po' come in Cina succede questo, ti arrivano quasi fino al ginocchio per di passare loro con la macchina, quindi bisogna un po' fare un passo indietro e provare a girare, intanto a prendersi un po' prima negli appuntamenti, non arrivare proprio all'ultimo perché poi ti tocca correre e quindi succede. Mi alzo tardi, è fatto tardi e via. Sì, è tutta una serie di conseguenze dinamiche alla fine. Però è vero anche Alessandro Dianin che dobbiamo fare tutti noi un cambiamento culturale, perché noi non rispettiamo le regole della strada, la sicurezza. Ecco, Giorgio diceva delle strisce pedonali, ma noi abbiamo persone che si buttano tranquillamente, eppure vedi che tutti quanti, io sono dell'idea che un po' il cerino ce lo dobbiamo prendere in mano un po' tutti quanti, perché tutti quanti ci comportiamo male. Ho raccontato di quella famiglia, 2 giovani sposi con 2 bambini piccolissimi, uno di 2-3 anni e uno in carrozzina, che stavano attraversando il Puto su un punto difficilissimo e avevano appunto il passaggio pedonale, cosa a 50 metri neanche. No, io mi sono fermata e gli ho detto: ma siete fuori? No, ma come fate a attraversare in queste? Ah sì, forse ha ragione. Come forse ho ragione? Ma non vedete che c'è capite che i giovani, io sono convinto che diversamente il giovane non avrebbe mai attraversato, scusate, con i bambini sulle strisce pedonali in quelle condizioni. Ma dove hanno la testa certe persone? Sì, hanno queste creature, non so. Cos'è l'importanza della sicurezza? Cos'è la sicurezza per te, per voi? Dunque, la sicurezza, a mio avviso, è questa. È un po' come se le nostre comunità fossero delle case in cui viviamo tutti insieme, siamo tutti coinquilini in qualche modo, no? Delle nostre città, dei nostri quartieri e dei nostri paesi. E all'interno di una casa ci si danno delle regole, non bisogna lasciare sporco, bisogna riordinare. Queste sono le regole che garantiscono poi anche la sicurezza, perché ovviamente, per esempio, non si va a dormire con il gas acceso, no?
E però delle volte qualcuno non sente di appartenere a queste case comuni, pensa di abitare da solo e quindi queste regole in qualche modo non le rispetta. Invece bisognerebbe ricominciare a considerare le comunità come un posto dove stiamo abitando tutti insieme e se gli altri vivono meglio, vivi meglio anche tu. Questo è un punto secondo me. E poi c'è anche un altro punto, se vogliamo, un po' provocatorio, ma c'è, diciamo, nella nostra società una regola che davvero rispettiamo fino in fondo, al di là della strada. C'è sempre un po' la tendenza alle regole ad aggirarle, a rispettarle a metà, a trovare la scorciatoia. Succede molto spesso e questo si riflette poi anche nei comportamenti sulla strada, con la differenza che magari una sigaretta buttata per terra è una cosa assolutamente dannosa, però che non uccide nessuno, almeno non direttamente, perché poi c'è comunque il problema dell'inquinamento, ma non direttamente. Sulla strada invece un errore può essere fatale per qualcuno. Ma trovavo molto interessante il ragionamento sulla riorganizzazione del tempo, perché è evidente che è la fretta una nemica della sicurezza stradale. Però mi vengono in mente una categoria di persone, li osservo spesso, i riders, quelli che portano il cibo. Loro sono, tra virgolette, dipendenti di delle applicazioni telefoniche che impongono loro dei tempi di consegna brevissimi. Più loro sono veloci, più consegne possono fare, più salgono nell'algoritmo e più guadagnano, sempre comunque miserie. E loro come fanno a dire rispetto tutti i limiti, passo sempre solo con il verde? C'è anche un modello sociale che in qualche modo non è amico della sicurezza stradale, che invece si dovrebbe basare sulla tranquillità, sulla calma, sul tempo per spostarsi. Allora, guardiamo anche queste immagini che ha mandato Alessandro Dianin di questa associazione Orizzonti, ecco, così capiamo bene anche cosa fa Orizzonti è il suo presidente. Allora, qui cosa stiamo vedendo, Alessandro? Qui noi abbiamo fatto un'azione appunto provocatoria sotto Pasqua, quindi abbiamo regalato all'amministrazione comunale di Padova un uovo gigante con dentro una brutta sorpresa per i padovani, uno scontrino con i 12 rincari imposti dall'amministrazione stessa. Allora, ti fermo perché mi dicono che c'è anche il video. Allora andiamo a vedere il video, ecco, e poi commentiamo. Metaforicamente all'amministrazione comunale e dentro c'è una sorpresa che proprio l'amministrazione fa ai padovani, che è uno scontrino con su riportati tutti i rincari degli ultimi anni. Una sorpresa amara per i padovani nell'uovo, secondo l'associazione Orizzonti. Sono i rincari messi in atto dal comune che vanno a colpire famiglie e commercio. Abbiamo regalato all'amministrazione comunale un uovo di Pasqua simbolico contenente uno scontrino gigante con i 12 rincari che l'amministrazione ha voluto in questi anni. 12 rincari su tutti i servizi essenziali e le imposte comunali, che vanno dal 2 addirittura al 30%. Totale da pagare dello scontrino, famiglie e commercio padovano in difficoltà. La soluzione per gli esponenti del movimento politico fondato dall'ex assessore Marco Carrai è tagliare i soldi che Palazzo Moroni spende per pubblicità e per gli stipendi di assessori e sindaco. Quasi 1 milione di euro che può essere sbloccato dal prossimo bilancio e sono sprechi. Noi proponiamo tagliamo gli sprechi, tagliamo le cose che non sono importanti e investiamoli nelle cose che importanti sono davvero, quindi i trasporti, quindi la Tari, quindi l'IMU, l'IRPEF, i servizi cimiteriali e tanto altro, i musei, i parcheggi. Abbiamo veramente degli aumenti che sono spropositati nella quinta città per inflazione a livello italiano e in una città dove il caro energia si fa particolarmente sentire. Il periodo drammatico dell'economia globale non deve essere un paravento per non aiutare i padovani in difficoltà. Il Comune di Padova ci racconta che siccome ci sono i rincari a livello nazionale e globale, allora ci devono essere anche, per quanto riguarda le politiche locali, per i padovani. Questa è una scusa, il Comune dovrebbe rispondere aiutando i padovani, non rincarando la dose. Allora sentiamo, abbiamo visto e sentito questo servizio, abbiamo visto anche qualche immagine, come lo commenti Alessandro Dianin? Quello che dicevamo appunto nel servizio, noi ci rendiamo conto che le persone in città soffrono già di loro da un punto di vista economico, soprattutto negli ultimi anni, perché ci sono delle situazioni di contesto, quindi a livello nazionale, europeo, internazionale, il caro energia, i rincari su tutti i prodotti che si trovano sugli scaffali del supermercato, e Padova è la quinta città in Italia più colpita dall'inflazione, però può valere per tantissime città in Veneto e non solo.
In più abbiamo un comune che dice aumentiamo 12 servizi essenziali o tariffe o tassazioni comunali dal 2 al 30%, questo secondo noi non aiuta i padovani. Tra l'altro ci si dice però non ci sono i soldi. Intanto a Milano per esempio la Tari è stata diminuita premiando diciamo dei modi di produrre rifiuti sostenibile. E poi c'è anche un esempio di sprechi che in città ci sono. Parlo di Padova, ma sono convinto che si potrebbero fare tantissimi altri esempi. E gli sprechi sono, per esempio, gli aumenti degli stipendi di sindaco e giunta scattati nel 2022. Stiamo parlando di un sindaco a Padova che guadagna l'80% in più rispetto a qualche anno fa. E poi anche le pubblicità del comune. Padova è diventata patrimonio UNESCO, Padova ha attivato tutta una serie di politiche ambientali. Il problema è che l'amministrazione ce lo comunica attraverso i cartelloni pubblicitari. Ma non è che Quelle sei cose scelto lì... in politica? Ma noi facciamo, dico sempre Mirella. No, perché da come ti esprimi da Orizzonti di una volta adesso mi sembra guarda, che c'è un po' più di politica, o Ma sbaglio? è sempre la stessa, perché c'è una cosa che io dico sempre anche ai ragazzi che prendono parte al nostro movimento. È impossibile non fare politica in un certo senso, anche parlando di sicurezza stradale stiamo parlando di politica stradale. Noi però non la facciamo all'interno dei partiti, la vogliamo fare da cittadini tenendoci al nostro territorio. Sei d'accordo, Giorgio Pirollo, su quello che ha detto Alessandro Dianin? Tu la politica come la vedi? Ti interessa, ti intriga, partecipi, cerchi di informarti? Certamente la politica è un po' ovunque, anche nelle professioni che facciamo. Comunque portare avanti un messaggio, no? Ognuno nel suo cerca di portarlo. Sì, ho seguito molto la politica in questi ultimi periodi, ho anche partecipato in maniera attiva dando un po' un mio contributo soprattutto a Belluno, e quindi è un qualcosa che mi piace, mi incuriosisce seguire e vivere anche da dentro delle situazioni magari. Quindi cosa vedi, Giorgio, nel futuro? Ecco, tu hai portato questo prototipo di questa macchina. Come saranno le macchine in futuro secondo te? Perché noi vediamo nella Formula 1 e soprattutto questo ragazzino che io non so perché la Ferrari non l'ha preso, scusa se te lo dico, no, ma io veramente dico ma non ci sono più, ecco, i capi Ferrari che c'erano una volta. E come lo vedi questo ragazzino? Cioè lui ce l'ha nel DNA, non c'è niente da fare, questa corsa, questa velocità, ma molto studiata. Prego Giorgio. Forse Enzo Ferrari l'avrebbe riconosciuto come talento e l'avrebbe preso. È stata una novità per te? Sei rimasto una sorpresa quando l'hai visto? No, perché Kimi Antonelli è un ragazzo che da quando è bambino corre coi kart, sta seguendo un percorso molto, molto importante, e lui è un talento supportato molto dal padre, dalla famiglia, e le dinamiche l'hanno portato ad essere in Formula 1 e sta facendo onore all'Italia, ha già vinto 3 Gran Premi a inizio stagione, quindi è una cosa clamorosa sicuramente. Io l'ho visto a Monte Carlo per caso mentre passeggiava e ho visto questo ragazzino, un bambino cresciuto, quindi mi ha fatto impressione sapere che insomma era lui che guidava questo monoposto a tutta velocità, insomma. E è sicuramente un orgoglio italiano. Avete sentito? Sia che guidi per la Mercedes o per altri brand, però vale di più della macchina la persona ovviamente, quindi io tifo Italia tramite lui. Senti, tu hai fatto un nome a me molto caro, Enzo Ferrari, ecco, questo uomo, ecco i famosi, la storia dei nostri uomini italiani, ecco, acclamati nel mondo, forse meno in Italia, ma nel mondo molto più, ecco, acclamati e soprattutto valutati. Ma io spero che in futuro si cambi, perché abbiamo anche le nuove generazioni che se ne stanno andando all'estero e sono i futuri ricercatori, le future eccellenze del territorio. Non possiamo perdere, hai detto anche tu, come mai non si sono accorti di questo ragazzino. Allora cosa vuoi dire? Ecco, come mai questi ragazzi, ecco, tu giri molto il mondo e se ne vanno, secondo te cosa è dovuto questa fuoriuscita di questi ragazzi che noi li formiamo molto bene perché abbiamo le migliori università, là nessuno può dire niente, però poi se ne vanno? Ma nel nostro ambiente di creativi c'è un po' la necessità di andare fuori
delle comfort zone che abbiamo, quindi familiari, di lavoro o di paesaggistica. Insomma, noi abbiamo bisogno di assimilare nuove esperienze che ci attraggono, come l'andare in Cina, come l'andare in America, in Germania, in Svezia, alla Volvo, per essere sempre freschi a livello creativo, cioè avere proprio un terreno fertile che è dentro di noi dal quale esprimere idee nuove. Quindi credo sia un po' sintomatico. Adesso si parla di rientro dei cervelli in Italia, però non puoi neanche obbligare queste persone che si sono ambientate anche in un certo tipo di vita, di modus operandi nelle loro cose, a tornare. Cioè, la trovo una cosa un po' forzata, anche quando se ne parla in politica, no? Di cercare di far rientrare i cervelli, ma perché? Siamo in un momento di creazione contemporanea in tutto il mondo, non dobbiamo fare dei provincialismi o cercare di portare tutto a livello territoriale. Se un italiano è in Cina che sta facendo una bellissima macchina, dobbiamo esserne solo che orgogliosi, non è detto che la debba fare qui. Guarda, io ho conosciuto una ragazza, lei ha vissuto per un periodo a Berlino, perciò quando hai detto Berlino hai detto tanto, hai detto di tutto e di più, il mondo a Berlino, e poi il padre l'ha fatta ritornare, ha detto: se non torni, guarda che questa non sarà più la tua casa. Lei giustamente, poveretta, ha dovuto scegliere tra ritornare o rimanere là. Beh, vi racconto, lei è venuta una depressione che sta ancora combattendo perché non riesce più a vivere qua. Però i genitori sono diversamente giovani ormai, lei non riesce più a capire neanche chi è, cosa fa, però lei dice: là era un'altra storia, io la vivevo, qua sono morta. Certo. Vive anche in una casa di campagna, abituata a Berlino, pensate voi cosa vuol dire per lei, anche perché era una ragazza che viveva il mondo, voleva far parte del mondo. E quello che hai detto tu è molto importante. Questo ragazzo non si adatta più, è costretto a volte a tornare, proprio la famiglia, i valori della famiglia che questi ragazzi hanno, poi alla fine non è vero che non hanno i valori, dopo ci sentiremo anche Alessandro, però devi fare una scelta. Ecco, io penso che i genitori devono lasciare liberi questi ragazzi, sia nella decisione di scegliere la scuola, se sbagliano ne faranno un'altra. Ecco, questo genitore che fa fatica a fare un passo indietro, no, ce ne sono di bravi, per carità, non voglio mica sparare nel mucchio, però vedo che c'è, ad esempio una studentessa mi raccontava, venuta qui a Sveglia Veneti, che quando guarda il telegiornale che c'è la guerra, ad esempio i genitori cambiano subito canale, e dice: ma scusa, no, per carità. Allora, Alessandro, cosa vuoi dire? Questo è un punto fondamentale che mi tocca particolarmente, perché è vero che in qualche modo noi tendiamo a volerci naturalmente, istintivamente girare dall'altra parte nel momento in cui vediamo qualcosa che può provocarci dolore, che può anche portare poi ad impegnarci per cambiare le cose. Questa è la cosa, se vogliamo, peggiore, una sorta di pigrizia che c'è in ognuno di noi, innata, non è una colpa di nessuno, però esiste rispetto alla risoluzione di alcuni problemi che ci sono nel mondo, non comprendendo che invece dipende da ognuno di noi anche la costruzione della pace in territori anche lontani. Io credo che però bisogna fare anche una distinzione tra chi decide di andare all'estero per fare un'esperienza senza in qualche modo nutrire un astio verso il territorio da cui proviene. Lì bisogna lasciare liberi questi ragazzi perché vogliono andare a imparare, a sperimentare, a innovare, a scoprire. Sono cose positive, abbiamo un'Europa più unita, abbiamo un mondo più interconnesso, più globalizzato. Queste sono anche le occasioni da cogliere per le nuove generazioni. Altro discorso ovviamente è chi magari vorrebbe costruire qualcosa qui, non ci riesce ed è costretto per motivi economici e di altra natura ad andare. La costrizione deve essere eliminata, nel senso bisogna creare le condizioni per far rimanere chi vuole rimanere. Chi se ne vuole andare deve ovviamente restare libero di farlo. Io penso anche che andare via, andare all'estero, come diceva Giorgio, vuol dire aprire la mente. Esattamente. Vuol dire confrontarsi con usi e costumi diversi. Vuol dire capire che il mondo è fatto di tante cose, di tante realtà, o sbaglio, Giorgio?
Ma assolutamente c'è un contrasto, quando vivi all'estero c'è comunque un contrasto interno che dice sono più forti le mie origini, da dove vengo, vivere assieme ai miei parenti, oppure le mie ambizioni, quindi il mio futuro, dar fede ai miei ideali, portare a termine un progetto che ho internamente, e questo contrasto convive internamente sempre. Io l'ho vissuto quando ho passato un anno in Cina, a Zhengzhou, in Henan, lungo la via della seta, la Silk Road, e lì vivevo in una situazione temporale stranissima, perché da un lato ero contento del mio lavoro, stavo facendo cose interessantissime, dall'altro non vivevo più la realtà a fianco alla mia famiglia, ai miei cari, alla fidanzata, diciamo. La quotidianità, quindi era totalmente una second life. Ti mancava di più la famiglia o gli amici? Ma in quel periodo pensavo sempre a mio nonno, non so perché, andavo in giro da solo e mi ricordavo quando andavo in giro con mio nonno per Belluno, a Manina, da bambino, e ho avuto un ritorno agli anni '80, non so perché. Forse la lentezza, ritmi diversi? Sì, ma anche lì erano in quel momento, periodo storico, 7-8 anni fa, erano più vicini ai nostri anni 90 che abbiamo vissuto che non ai nostri anni 2000, diciamo, in Italia. In Italia ovviamente io abitavo a Zhengzhou, una città di 9 milioni e 6 di abitanti che si è sviluppata nell'arco di 30 anni da 40.000 abitanti a 9 milioni e 6, quindi ha avuto un'esplosione demografica incredibile, e una città in continua evoluzione sulla quale il governo puntava per far crescere ancora gli affari. Diceva una ragazza che ho conosciuto, una ragazza cinese, diceva: vedi Mirella, noi abbiamo ritmi diversi, siete voi che non capite. Per noi gli orari, le pause, tutte quelle che vuoi vivere poche persone su delle stanze, per noi è normale, cioè siete voi che vedete tutto sbagliato. Per noi è la normalità, ma stiamo bene, non è che lo facciamo. Noi non abbiamo gli orari, le feste, la domenica, le 5 ore, le 7 ore. Per noi è normale lavorare. Sei d'accordo? Oppure quando uno viene in Italia deve capire che è un altro mondo, che ci sono delle regole diverse, ecco, il lavoro è visto come sfruttamento se superi determinati, come logorio. Cosa dici tu? Com'è? Perché lei dice per noi è normale, siete voi che fate tanto casino. Ma io sposo in realtà un modello che cerchi di mettere in equilibrio la vita lavorativa, degli impegni, la vita produttiva con quella poi personale, degli affetti, del benessere, delle passioni, degli hobby, perché credo che stia anche nella natura umana avere un tempo per produrre, un tempo per dedicarsi al lavoro e poi un tempo invece per stare tranquilli, ricaricare le batterie, ed è una cosa che poi di riflesso fa bene anche alla vita lavorativa stessa. Poi certo non bisogna giudicare malamente altri modelli, se le persone stesse che stanno all'interno di questi modelli dicono ci troviamo bene così, chi siamo noi per giudicarle? Ma soprattutto poi quelli che dicono non si lavora la domenica vanno a fare gli acquisti la domenica da loro, magari perché sono aperti 24 ore su 24, comprese le feste che noi guai toccarle, perché funziona così e li vediamo, e sono quelli, molti di loro, che dicono no, non bisogna lavorare la domenica o durante Ma poi noi feste abbiamo, scusa Mirella, importanti. anche un calendario impostato per esempio sulla religione cattolica, quindi abbiamo proprio dei tempi, l'organizzazione dei mesi, dell'anno, dei periodi è diversa anche per una radice più culturale. Tutto il mondo che vai usi e che certo. trovi. Allora io ringrazio veramente Alessandro Dianin, spero invece che Giorgio Pirollo si fermi ancora 10 minuti, perché devo presentargli un ragazzo che sicuramente sarà strafelice di conoscere Giorgio Pirollo, perciò grazie Alessandro Dianin, continua, vai piano con la politica che non ti fai male, perché sai che la politica... macchina. Soprattutto, sì, soprattutto. Grazie, pubblicità. Allora abbiamo un altro ragazzo giovane, Matteo Greggio, consigliere nazionale studenti universitari. Parleremo di intelligenza artificiale,
parleremo di sicurezza, parleremo di tante cose, parleremo anche di alta velocità, non solo quella che abbiamo visto con Giorgio Pirolo, che ringrazio di essere rimasto qui, mi faceva piacere far conoscere Matteo Greggio e sentire anche Matteo Greggio, ecco, fuori onda, ecco, spiegavamo, Giorgio Pirolo spiegava, ecco, come si realizza questo prototipo da questo foglio bianco di carta. Qui facciamo vedere, prego Giorgio, fai vedere cosa ne pensa, ecco, Matteo Greggio di quello che sta vedendo anche questa ultimo prototipo di macchina. Prego. Ciao, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito Mirella, come sempre. È interessante vedere come le idee migliori, progetti più futuristi anche, poi partono sempre da uno schizzo su un foglio bianco. Partono sempre da uno schizzo che nasce dalle idee di chi le progetta, da un foglio bianco. Eccolo qua. Ed è interessante anche perché alcune volte magari si pensa che si parte subito col computer, si parte subito a programmare. Invece è anche interessante vedere un po' come si parte da un foglio bianco e da un'idea che nasce nella testa e che viene buttata giù con uno schizzo iniziale, no? Cos'è l'intelligenza artificiale per voi ragazzi universitari e come pensate di usarle? Soprattutto la parola etica vicino all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale per noi giovani sta diventando un po' un'arma a doppio taglio. In certi casi è una risorsa incredibile che aiuta tantissimo in tantissimi ambiti, in tantissime questioni. Altre volte, se non utilizzata con consapevolezza, con cognizione di causa, rischia invece di diventare un aiuto che aiuta senza darti niente. Se si prende solo quello che ti dice senza analizzarlo, senza crearci un ragionamento intorno, un contesto. Ad esempio, prendiamo l'esempio di ChatGPT, per esempio la più famosa, Gemini, insomma ognuno ha la sua. Si parte con una domanda e o fai un copia e incolla oppure tu approfondisci sempre di più la domanda, ti confronti magari con altre fonti, non solo con l'intelligenza artificiale, e allora può avere un senso. Però io ho avuto un insegnante che ha detto non do più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Voi siete furbi se volete, certo, molto furbi, assolutamente. molto furbi. Questa maschera che riuscite, non tutti, a mettervi è una maschera che veramente inizia a preoccupare, perché come diceva anche Giorgio, raccontava della Cina, ma noi vediamo cosa riescono a fare con l'intelligenza artificiale, addirittura il fidanzatino, la fidanzatina con l'intelligenza artificiale. Quanto pericoloso è il nemico che vi trovate di fronte rispetto al nemico che avevano i vostri nonni, ad esempio, che poi salutiamo per cortesia, oggi è anche la festa della mamma, sti nonni che sì, perché non te l'aveva detto nessuno? No, me l'ha detto. Ma dai, ecco, te lo dico io, così quando vai a casa fai anche bella figura. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, questo nemico che trovate sempre dietro all'angolo, molto subdolo, anche molto mascherato a volte, che ti intriga, prego, che può essere anche l'intelligenza artificiale, il social. Su questo c'è tra l'altro un dibattito molto acceso all'interno della comunità accademica, ad esempio a Padova, per la scrittura delle tesi di laurea. Quindi ci sono tanti punti di vista, ad esempio ci sono alcuni corsi di laurea, ad esempio anche all'interno del mio corso di studi, del mio consiglio di corso, abbiamo avuto grandi discussioni su aumentare o diminuire il peso della tesi, perché appunto si sosteneva che ormai le tesi, venendo sviluppate sempre di più con l'aiuto di questa intelligenza artificiale, non ha più senso che valgano quanto valevano prima, ok? E quindi si sta provando a magari alleggerire il peso della tesi, oltre ad implementare tutti i sistemi di controllo per trovare appunto i furbetti, chiamiamoli, che utilizzano l'intelligenza artificiale, e appunto si va a diminuire il peso della tesi e aumentare i sistemi di controllo. C'è un problema che sta a monte però, che se ci ritroviamo ad utilizzare tanto questa intelligenza artificiale è perché non siamo più abituati a scrivere, non siamo più abituati a pensare con la nostra testa e a elaborare un pensiero critico. E su questo c'è da fare sicuramente una parte di mea culpa della nostra generazione, che forse alcune volte si adagia troppo su questi strumenti, ma c'è da fare anche un'accusa un po' al sistema in generale, al sistema anche educativo, scolastico e universitario, che non ti abitua a scrivere, non ti abitua spesso a pensare con la tua testa, ma ti abitua insomma ad avere magari uno studio mnemonico, un'impostazione anche didattica che non ti aiuta proprio a pensare tante volte. E quindi poi quando ci si ritrova magari a dover scrivere una tesi di 60, 70, 80 pagine, non si sa da dove iniziare, perché in 3 anni di università magari si è scritto un paper una volta
di 5 pagine. Allora, Giorgio Pirollo, per te invece l'intelligenza artificiale, abbiamo visto questa macchina che inizia, ecco, a prendere forma con questi schizzi, con questi prototipi, quanto può aiutare? Ecco, l'adoperi già, come funziona? Ma sto iniziando... Cosa stiamo vedendo, ad esempio? Siamo al terzo? Sì, stiamo vedendo i primi sketch dell'interno di una delle prime frangivento che abbiamo fatto, era all'interno di un concept car. Schizzi che partono sempre da un foglio bianco, da una matita affilata e questa secondo me è l'unica strada per arrivare qua dopo, iniziare a introdurre un progetto. Poi l'intelligenza artificiale che sto imparando a scoprire anch'io nel mio settore è uno strumento per cui può prendere due strade. Quella di banalizzare, appiattire il pensiero umano, il design o quello che si sta facendo, un tema, oppure quella di esaltarlo. Però l'uomo la deve saper usare come strumento. Non è l'intelligenza artificiale che ti fa il tema migliore o l'auto migliore. È l'uomo che la usa, la mano che usa. Esatto, però è uno strumento interessantissimo. Noi adesso per esempio, se io prendo quello sketch lì, lo metto in Gemini e gli dico fammela vera, lui mi fa l'interno vero. Non sarà mai come io lo voglio, come lo penserei, però lui me lo figura. E già figurare le cose è interessante. Senti Matteo, tu hai detto una cosa importante, non sappiamo scrivere, lo confermo. Io ho avuto dei ragazzi che mi hanno fatto dei bigliettini per ricordare le guerre, i massacri, io non riuscivo a leggere, ho detto ma come scrivono? Tutti i ragazzi ma scrivono proprio male. Però il disegno è un'altra cosa, ecco là, tu prendi la matita e se hai la creatività il disegno esce, ha ragione Giorgio, da un foglio bianco tu riesci veramente a realizzare la creatività che hai. Però bisogna che qualcuno vi dia sto foglio bianco e vi dia la matita, perché magari da soli siete pigri e non andate a cercarlo, o sbaglio? No, sì, questo è un altro tema interessante. Alcune volte forse è più facile effettivamente passare direttamente a questa parte creativa e buttare giù uno schizzo, perché il passaggio che fai dal pensiero a quello che butti giù non è mediato tramite le parole, una forma grammaticale, un'ortografia, una calligrafia, insomma, e quindi è più immediato il passaggio dalla tua idea alla matita con cui disegni, con cui fai quello, insomma, con cui hai un momento di creatività, insomma, che ti prendi. Quindi sicuramente sono ambiti un po' diversi, poi ovviamente uno deve essere bravo. Io un progetto del genere non saprei neanche dove iniziarlo. Ah, non si sa mai dire mai nella vita, rimandato in disegno tecnico per anni, quindi non era proprio il mio, anche alle medie. Le mie prime insufficienze arrivavano sempre in disegno, quindi forse ho altre qualità. Come Mirella allora, uguale. Sì, a posto. Comunque sì, il tema di avere una matita e un foglio dove scrivere è un tema interessante, perché non è garantito, non è sempre garantito, perché magari si può avere anche il foglio e una matita, magari o il foglio è già scarabocchiato o la matita non è troppo affilata. O manca la punta. O manca la punta, per fare un po' di metafore, no? E quindi capita magari che si può avere un'idea ma non si hanno poi i mezzi per realizzarla sempre. Ho ragione io, allora bisogna un po' a volte accompagnarli. Esatto. Io penso una cosa, Giorgio Pirollo, che forse questi ragazzi hanno bisogno proprio di essere accompagnati da persone competenti, sensibili. È come quell'insegnante che ho avuto ospite che ha detto noi tutte le mattine docenti saliamo sul Monte Bianco e vediamo cosa abbiamo. Il problema è vedere chi di noi ha voglia di scendere e di capire dove sta la fragilità e come aiutarla. E purtroppo, devo dirlo, molti miei colleghi non lo fanno. Ecco, questo l'ha detto. Sei d'accordo su questo? Allora, che ci sia, non so se accompagnamento sia la parola migliore, forse più di formazione, che non venga poi anche necessariamente imposta dall'alto. Insomma, non è necessario sempre che ci sia una figura che ti spiega le cose, alcune volte si rischia di sfociare appunto anche nel paternalismo, insomma. Alcune volte ci sono anche gruppi auto-organizzati, insomma, in cui ci si crea questa coscienza, anche tra giovani, per i giovani.
Il tema è che appunto questi spazi di aggregazione magari vengono sempre di più a mancare. Io vedo che però voi riuscite meglio se fate squadra, se siete più persone. Ecco, io ho notato questo, voi avete bisogno della squadra, del contatto, del tatto. Tanto è vero che la prima cosa che fate quando vi incontrate vi abbracciate. Io vedo questo, cioè scusate se non è vero, però io vedo questo. Quanto è importante la squadra? Ad esempio durante la pandemia, chi avrebbe mai immaginato di trovarvi seduti fuori sui marciapiedi della scuola? Ero uno di quelli. Ecco, vedete, la scuola è fondamentale, perché là trovo i miei amici, là è il mio posto. Chi avrebbe mai immaginato? Cosa vuoi dire? È una risposta forte che stiamo provando a dare insomma, la crisi della pandemia che ci ha colpiti in età fragili, tendenzialmente in età in cui stare rinchiusi in casa per mesi e mesi non fa sicuramente bene. Io avevo 18 anni, c'è chi ne aveva 16, 14, chi 20, insomma, quindi sono età in cui anche solo non poter uscire di casa per qualche mese, insomma, lo senti e ne paghi anche le conseguenze dopo sicuramente. E quindi adesso tra questo e anche comunque un po' un'impostazione sociale che tende ad isolare le persone, ad abbattere i luoghi di aggregazione, si pensa adesso sia da un punto di vista sistemico ma anche più politico, cittadino, insomma l'attacco anche agli spazi di aggregazione, gli spazi sociali, la continua condanna di questi giovani che fanno casino, insomma, eccetera. Però c'è bisogno di questo, noi probabilmente adesso ci stiamo comportando in questa maniera perché abbiamo trovato che è l'unica risposta che possiamo dare a questo senso di questa società che tende più a dividere che a unire le persone, perché poi una società in cui le persone sono più coese, sono più unite, è una società che dal basso può anche cambiare più cose. E si ha paura del cambiamento tante volte, quindi per questo si... Sai Matteo, io lo dico tutte le mattine, che io vi ammiro, io vi difendo sempre, comunque, perché siete voi che pensate anche al futuro di quelli che vi condannano. Voi siete contro le guerre, avete molto a cuore l'ambiente, delle volte fate proprio azioni estreme, ma per far capire l'importanza per voi dell'ambiente, perché l'ambiente sarà il vostro futuro, che piaccia o non piaccia, voi ci tenete molto. Non è più come una volta dove si lavoravano 24 ore, testa bassa e via. Il ragazzo vuole vivere, ma non deve lavorare assolutamente, deve vivere e lavorare, ma anche vivere. Ecco, quanto importante per voi è la parola proprio lavorare, però anche vivere. Sì, questa è una consapevolezza che secondo me stiamo sviluppando nelle nuove generazioni, da partire dalla nostra, circa, forse anche quella appena prima della mia, perché abbiamo visto magari i nostri genitori. Abbiamo conosciuto gli esempi dei nostri genitori, dei nostri nonni, e abbiamo detto ma forse non è proprio questo il futuro che vogliamo, l'orizzonte, l'aspettativa che ci diamo di come vivere la vita in cui sei schiavo del tuo lavoro. Quindi ci sono tante proposte, tante idee per modificare un po' il mondo del lavoro. C'è chi ci sta provando, ad esempio introducendo, che ne so, la settimana corta, ad esempio, quindi fare una settimana lavorativa che sia di 4 non più di 5 giorni. Ci sono tante proposte che vanno in questa direzione e che partono anche dalla condizione economica comunque, perché se io devo lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana per 6 euro all'ora in nero magari... Anche no? No, io l'ho fatto insomma tranquillamente, però... Se posso. Se avessi potuto scegliere una condizione migliore, ovviamente sarei andato... Cosa ne pensi invece di questi ragazzi che invece lavorano per 2-3 euro l'ora, con questi contratti molto precari, non si riesce a capire da dove vengono fatti, e soprattutto il problema del diverso che abbiamo qui, soprattutto in Veneto. Ti ho sentito ieri cosa è successo anche qua a Treviso, su questo parcheggio. Sì. Ecco, cosa ne pensi? Cos'è il diverso per voi giovani? Per noi giovani il diverso... secondo me facciamo un po' fatica a trovare qual è effettivamente il diverso. Poi dipende ovviamente dalle sensibilità, perché siamo comunque anche variegati, non siamo un unicum che procede marciando sempre dritto nella stessa direzione. Abbiamo comunque dei pilastri comuni, poi ad esempio penso anche che abbiamo dimostrato di saper essere anche uniti su certe cose, un po' tutti, si è vista la partecipazione alle ultime elezioni come il referendum ad esempio. Secondo me c'è sicuramente meno paura del diverso, inteso come diverso, come persone che arrivano da fuori, ad esempio.
Secondo me c'è meno paura perché si è più abituati a nascerci insieme, a crescerci insieme. Le scuole, le classi multietniche sono ovviamente la normalità adesso, in tantissime situazioni ci sono classi dove gli studenti, diciamo figli di italiani da più generazioni sono sempre meno, magari alcune volte anche in minoranza, ma questo è sintomo di tante cose, è sintomo del fatto che non facciamo più figli, che noi italiani insomma tendiamo a non fare più figli e quindi insomma siamo anche abituati poi a crescere con persone magari figli di immigrati di seconda generazione eccetera. E quindi ci abituiamo più semplicemente e riusciamo a conviverci più tranquillamente. Giorgio, cosa vuoi aggiungere a quello che ha detto Matteo? Un esempio molto pratico che mi è capitato ieri, c'è mia mamma, intanto faccio gli auguri a tutte le mamme. Bravo. È mia mamma che ci sta guardando. Auguri mamma se mi stai guardando. Che sta cercando di fare il passaporto. Se non che speed, non speed, insomma ci sono un po' delle complessità da affrontare, ma un signore di colore le ha indicato la strada perché lui era riuscito a farlo prima questo passaporto, le ha detto guarda devi fare così, così, così e quindi ha spiegato a un'italiana a noi e come fare. Hai capito come funziona? Questa è l'energia che hai quando sei in un altro paese. Il discorso di prima. Il discorso di prima. Approvi quello che ha detto Matteo, Giorgio, ecco, questa visione diversa che hanno i giovani, forse dobbiamo farli parlare di più, dobbiamo ascoltarvi di più, perché allora forse riusciamo a capire che il mondo non gira come pensano delle persone, ma come pensate voi? Cioè per noi è diverso il mondo che vedete voi, non è quello che vediamo noi. E soprattutto volevo chiederti di questo esempio che ho avuto, di questo imprenditore con questo figlio un po' ribelle che non andava a scuola, che non si comportava molto bene, me l'ha raccontato il figlio. E papà quando rientrava invece di punirlo lo premiava. Lo premiava, ma come mi sono comportato male, ma guarda papà cosa... A un certo momento chiede al suo papà, ma perché mi premi? Perché quando sarò vecchio non potrò più farlo. E questo ragazzo, invece di pensare nella maniera sbagliata, ha iniziato a capire profondamente e riflettere su quello che riusciva ad avere col comportamento sbagliato che conduceva, magari faceva qualsiasi cosa e il padre lo perdonava. Però questo ragazzo è diventato un grande imprenditore, ha continuato il lavoro del papà e ringrazia quel genitore che ha detto guarda te invece di punirmi mi premiava. Io sono dell'idea che bisogna vedere, ci sono situazioni e situazioni, scusate. Però penso che forse questo genitore quando guardava questo figlio negli occhi magari che gli dava questo denaro, la macchina, non so, quello sguardo amorevole, meraviglioso, questo tacito ti voglio tanto di quel bene che tu non hai idea abbia funzionato. Cosa dici Matteo, secondo te? È un esempio un po' estremo, però meglio farlo anche questo. Innanzitutto partiamo dall'idea che non bisogna per forza essere conformi all'andare bene a scuola, queste cose qua. È normale, è sempre successo che ci sono persone che sono più ligie all'andare bene a scuola, ad andare insomma tutte queste cose qua, persone che, insomma, ragazzi che invece hanno altre caratteristiche, insomma, anche per predisposizione personale, per condizioni familiari, sociali, insomma, per tantissimi motivi hanno altre spinte. E queste spinte vanno anche assecondate, perché se invece si prova solo a rimettere nei binari di quello che ti viene detto che è giusto fare, rischi di fare peggio, no? Rischi di fare peggio perché è come ingabbiare poi una persona che invece si vuole esprimere la sua libertà anche in altri modi. Questa rabbia che la vedi, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno, all'interno di certi ragazzi, queste baby gang, così le chiamo, aranza, perché hanno messo subito l'etichetta, certo, invece di vedere cosa c'è che non funziona, perché poi alla fine sono pochi rispetto a quelli bravi. Ecco, cos'è questa rabbia nei giovani, questa droga che gira in maniera incredibile, nessuno ne parla, io ne parlo, ecco, le canne ormai si vedono dappertutto. Cosa pensi tu? Cos'è che vi fa più male? Allora, sicuramente partiamo che c'è un grandissimo tema di emulazione tra i giovani, in cui
ne parlavo anche con mio padre un po' di tempo fa, che mi chiedeva una cosa simile, appunto, cosa ne pensi appunto di questa violenza, di queste baby gang. C'è sicuramente una parte che esprime questa rabbia sociale, perché parte come rabbia sociale, per delle motivazioni assolutamente valide, ovvero marginalizzazione, magari vita in periferia, insomma, mancanza di servizi di base, in cui ci si ritrova per forza, ma come è sempre stato, in condizioni di mancanza di servizi basici, comunque ad affrontare altre strade, ad avere una violenza, una rabbia sociale che ti porta a fare comportamenti anche, insomma, non proprio corretti, diciamo. Il tema è che adesso c'è stata anche altri ragazzi che non provengono assolutamente magari da contesti più difficili, hanno visto questi esempi e li emulano. E quindi c'è questa situazione in cui anche il figlio dell'imprenditore magari si ritrova a far parte di una, appunto, chiamiamola baby gang. E questa è una cosa che inizialmente sembra assurda, ma che poi, se si collegano un po' di puntini, prende anche il suo significato, perché il Maranza, mi piace, diciamo sempre con le virgolette, esprime la sua rabbia sociale magari contro uno Stato che non c'è, contro l'assenza dei servizi sanitari, contro magari la casa popolare dove non funziona il riscaldamento e non c'è l'acqua calda, cose che ho conosciuto anche, insomma, con persone che ho conosciuto. Altre situazioni invece magari è un po' l'esempio, si torna sull'esempio di prima del figlio dell'imprenditore, che per uscire magari dalla sua comfort zone, dal conformismo che gli impone la società, si emula e si aggrega. Però la violenza anche tra di loro, questa violenza, ecco, queste risse terribili. È un sintomo, è un sintomo di una società che non riesce più ad aggregare i giovani in senso positivo. Pensiamo ad esempio, io non sono una persona particolarmente cattolica che insomma stima particolarmente gli ambienti ecclesiastici, però c'è da dire che se i patronati facevano una cosa giusta era aggregare i giovani e farli giocare a calcetto, a ping pong, invece che insomma... Sei d'accordo, Giorgio, su quello che ha detto Matteo? Io penso che purtroppo ci sia un uso, emulazione, ma da un uso sconsiderato dei social. Anche quello assolutamente. E nei social vedi ormai di tutto, cioè qualsiasi cosa possibile e immaginabile ti viene raccontata, dalle più orribili alle più belle. Poi sta a chi segue le brutte o le belle, insomma, definire poi i comportamenti di riflesso che va ad attuare nella società. Quindi vedo però tanti giovani che vanno a cercarsi le cose più macabre, quindi i social in questo momento sono terribili. Sei d'accordo allora col presidente Stefani di vietare i social sotto i 14 anni? Assolutamente sì. Tu? Non del tutto, non del tutto. Abbiamo avuto anche, tra l'altro, una discussione in cui, come rappresentanze studentesche, siamo stati auditi a una commissione del Consiglio regionale per parlare di questi temi. E questa è una delle domande che ci è stata anche posta, no? E comunque anche all'interno della nostra generazione c'era un po' una spaccatura, perché c'era chi diceva sì, è assolutamente corretto, c'è chi diceva... Infatti li ho avuti anch'io, i favorevoli, i contrari. Aspetta, perché abbiamo Ada da Mestre. Vai, Ada. Pronto, mi devi scusare. Ti chiedo gentilmente ai tuoi interlocutori che sono là cosa ne... Sì, scusami Mirella. No, ti ho sentito, vai. Gentilmente ai tuoi ospiti cosa ne pensano sinceramente, come viviamo fra separati e divorziati, amiche e amici, cambi di lenzuola che vanno e vengono, cosa ne pensano, va bene, di sti ragazzi che sono portati in casa famiglia. Un indomani come vengono su, per me formano un'altra delinquenza. Mi sbaglierò, scusate dell'ignoranza, ma ho 2 figli laureati e ci vuole testa per ragionare con tutti. Aspetta che ti rispondono subito, vai Giorgio. Beh, è un tema delicato. Questo cambio di lenzuola e vai? Beh, è un periodo molto più veloce anche nelle relazioni, quindi cioè, fa parte un po' di questa contemporaneità. Sono casi e casi che si possono giudicare o meno.
Penso che le persone debbano essere leali con le altre persone e i cambi di lenzuola ci sono, fanno parte dell'indole umana, però basta che ci sia lealtà verso gli altri. Però c'è anche un però. Io ho parlato anche con ragazze specialmente di questa famiglia che non è più la famiglia tradizionale. Cioè il papà e la mamma si separano, la mamma ha un compagno nuovo, il papà ha un'altra compagna, però c'era l'amarezza di non avere più la famiglia. Quella è inutile che ce la giriamo. Vedere i genitori che si separano per voi, parlo in generale naturalmente, non è così semplice e facile. Infatti hanno detto si accetta. Una volta si accettava le relazioni, anche quelle tossiche, adesso se fra moglie e marito c'è una relazione tossica, per forza la moglie e il marito si disgiungono e scelgono altre situazioni. Io penso sia una cosa positiva in realtà, proprio per quello che dici te, perché alcune volte comunque figli Rispondiamo a Ada allora. Esatto, penso che da questo punto la modernità forse abbia portato un po' di passi avanti anche. Questo cambio di lenzuola, ok, alcune volte vabbè ci sono magari motivazioni più frivole, insomma un po' più andanti, ma in certi casi, nel senso, come dicevi giustamente, in certi casi, in certe relazioni è meglio separare, è meglio che insomma ci si separi anche per tutelare i figli, anche alla tutela dei figli, perché ci sono certi casi in cui insomma vediamo anche tantissimi casi di coppie con violenza domestica all'interno delle case. I figli, sempre si torna sul tema dell'emulazione, rischiano perché poi, scusa no? Matteo, ma sai, i minuti sono pochi. La casa nel bosco che ha preso veramente a cuore non solo l'Italia. Ecco, voi come l'avete vista? Partiamo da te, Matteo. Avresti tolto quei bambini o avresti lavorato più sulla famiglia? Non lo so, ammetto, non lo so. Ho seguito il caso, ma l'ho seguito molto da distante perché l'ho trovato fatto uscire in un momento assolutamente strumentale e questa strumentalizzazione poi va anche contro alla famiglia e ai bambini stessi. Io non sono nessuno per giudicare le scelte di vita delle altre persone, poi secondo me comunque è giusto che certi servizi di base, certe insomma anche cose sanitarie devono essere garantite a dei bambini che crescano, insomma, ecco. Giorgio? Ma quello assolutamente, poi questo caso è assolutamente strano, cioè io non l'ho ancora capito, nel senso se c'era un'armonia, che è la parola chiave secondo me nelle relazioni, un'armonia di base fra queste persone, tra i figli, i genitori eccetera, premesso la situazione igienica, sanitaria fosse a posto, cioè non vedo perché abbiano dovuto dividerli, cioè sinceramente con tante altre situazioni molto peggiori in Italia non vedo perché. Però dobbiamo dire che questi bambini che sono fragili non potevano difendersi, erano i genitori che non accettavano le regole che noi tutti invece dobbiamo accettare, perché siamo italiani. Tu non puoi vivere su una casa fatiscente perché non ha l'abitabilità, noi non lo facciamo e non lo possiamo fare perché arrivano i vigili e ti mandano via. Perciò tutto parte da quella concessione che hanno dato a questa famiglia di andare dentro su un posto che non era abitabile, bastava dire di no, però gli hanno dato l'appartamento che funzionava, così almeno dice il sindaco, e loro non volevano abitare nell'appartamento, perciò i funghi che hanno mangiato per poco non si avvelenano, perciò capite che ci sono anche delle istituzioni a mio avviso che seguono e studiano questi casi. Io non penso che vogliano fare del male ai bambini e alla famiglia, perché poi le conseguenze le pagano queste fragilità man mano che crescono, sei d'accordo? Sì, è proprio anche un po' su quello che si tornava prima. Da piccoli alla fine si è succubi delle scelte dei propri genitori, no? Si cresce soprattutto nella prima fase di crescita della propria vita, in cui si ricevono tutti gli imprinting che poi insomma ti formano anche come persona nei primi anni di vita, e là ovviamente dipende molto anche dalla situazione in cui ti mettono i tuoi genitori. Certo. Adriano da Campalto, velocissimo Adriano, che sono in chiusura, vai. Sì, allora se può gentilmente, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Volevo parlare con l'imprenditore, se è possibile. Prego, veloce. Allora, ho un'idea, visto che c'è un imprenditore.
Io una volta lavoravo a Murano sul vetro, va bene? Quindi c'erano imprenditori che si lamentavano che molte persone stavano a casa in malattia. Allora ci siamo trovati nei contratti su cose industriali e abbiamo discusso. Abbiamo detto facciamo così, smettiamola di mostrare quella carota e dopo alla fine non gliela vogliamo dare agli operai. Abbiamo portato una proposta che chi che superava i 7 giorni di malattia non prendeva i 2 milioni e 4 delle vecchie lire. Chi appositamente va in ospedale non va a aspettare. E la possibilità di recuperare con le ore straordinarie i giorni di malattia. Bene, quell'anno lì sono venuti tutti a lavorare, ho avuto tutti gli imprenditori che mi hanno dato la mano, mi ha detto sì Adriano, la ringrazio, ho detto, perché quest'anno... Adriano, mi dispiace ma hai telefonato troppo lungo, non ce la faccio più a tenere perché devo assolutamente chiudere, però sei stato chiaro, velocissimo. Giorgio? Alla fine l'imprenditore è quello che fa la strategia, quindi se la strategia anche a livello sul lavoro, su come gestire le ferie, le varie ore, le malattie eccetera, se la strategia è buona, come in questo caso mi sembra di aver capito, funziona tutto il sistema. Allora, 1, 2, 3, viva le mamme, dai, 1, 2, 3, viva le mamme, ciao, grazie, adesso andiamo a vedere il vostro assegno, ciao. Bravi ragazzi. Ciao grande famiglia, siamo al Banco Solidale perché è venuta a trovarci Mamma Sole, la chiameremo così. Una mamma che ha molti problemi, 2 bambini, si è anche iscritto ed oggi è arrivata al Banco Solidale, cercheremo di aiutarla ed è qui vicino a noi. Allora, ti chiamo Mamma Sole perché sei un sole, perché 2 creature meravigliose come le tue non posso che chiamarti Mamma Sole, anche per una privacy, per rispetto dei tuoi bambini. Cosa è successo nella tua vita, Mamma Sole? Avevo un lavoro, ho perso questo lavoro e mi sono ritrovata in strada con il primo bambino. Allora tu ti sei rivolta ai servizi sociali, hai cercato di far capire l'importanza. Certo. Prendila su. Ti chiamo, sai cosa ti chiamo? Luce, tu sei la luce, ha 2 occhi meravigliosi. Ecco, allora Mamma Sole e la bimba luce. Allora. Ho preso subito contatto con il servizio sociale, che però, come si sa, non è che aiutano granché, anzi danno molti più problemi di quelli che... Hai fatto fatica. Non ritrovo, come posso dire, l'aiuto che dovrebbero dare. La sicurezza, come posso spiegare? Non dico di risolvere i problemi alle persone, però magari indirizzarle anche, no? E invece ho sempre trovato da chiedere altrove, ecco. Come mai ti sei rivolta alla Rete Veneta, ai Veneti Schiacciati, alla Mirella? Ho guardato la trasmissione e dopo ho conosciuto un'altra persona che mi ha fatto conoscere la Mirella, per fortuna. E tu cosa speri dalla Mirella e da questa grande famiglia di Rete Veneta? Allora, Rete Veneta secondo me è la parola, come dici tu sempre Mirella, è la parola dei cittadini, quindi magari ho detto la Mirella può dire quello che io non posso dire, no? I servizi sociali non funzionano, esatto. Dico Esatto, beh, lo vedo ogni mattina, quindi e non solo, un aiuto. Ascolta Mamma Sole, dicono che non è vero che non c'è lavoro, cameriere, inservienti, però che non avete voglia di lavorare. È vero questo? Non è vero. Non è vero, c'è una politica sbagliata anche lì, perché secondo me anche là è sbagliato, perché magari non ce l'ho con nessuno, non sono né razzista né, anzi sono al popolo aperto io, però c'è una politica sbagliata. Ho visto che quando ho nominato la parola lavoro ti stavi un po' commuovendo, perché? Perché ero brava nel mio lavoro, Mirella, ero brava. Io ho fatto la commessa, però ho vinto tanti, come posso dire, anche dentro il negozio l'ho fatto crescere.
e non sono più potuta andare a lavorare. Il lavoro mi viene da piangere perché appunto, come posso dire, mi piaceva il mio lavoro. Cosa vuol dire alzarsi al mattino e sapere di non riuscire a dare quello che aspetta ai tuoi figli? Specialmente anche il più grande che comincia a capire, a sentire, che ha questi desideri, diciamo, che hanno tutti i bambini. Ecco, lui vuole giocare a calcio, però tu mi hai scritto: io non ho la possibilità di farlo. Io spero che qualcuno mi senta e che ti dia una mano, che mi chiami per vedere di inserire questo bambino nello sport, che è un bambino che ha già sofferto tantissimo, è un bambino che è seguito anche da un psicologo. Perciò cosa vuoi dire? Ecco, nominiamo il bambino e lei piange. Non è facile perché come ogni mamma vorresti dare tutto, il massimo di quello che si può dare, perché io sono anche per la politica di non dare troppo, cioè non dare quello che si può al bambino, il giusto. Però quando vedi che non riesci a dare neanche quello che il bambino necessita, è dopo un poco da dirti, non so neanche cosa dire. Guarda, la dignità. Pensa, Mirella, che anche la scuola, dove il bambino dovrebbe essere seguito e comunque dovrebbe essere un mondo dove entri e c'è tutto, non c'è niente. Dobbiamo portare biscotti, fazzoletti, carta igienica, pennarelli, colle, tutto. Pensa a te, io che non ho niente, quel poco che ho è grazie a qualcun altro, ok? Dobbiamo portare tutto. Come mi posso sentire io? Tu sei stata anche sfortunata perché tuo marito è morto, non c'è più, perciò è morto anche molto giovane. Sì. E perciò tu ti ritrovi con queste due creature, però bisogna dare risposte a queste mamme. Allora noi te la diamo subito la risposta. E la risposta sai qual è? È questo assegno che la grande famiglia di Rete Veneta ti mette a disposizione. Eccolo qua. Grazie Mirella. Ecco. Perché piangi? Non dovresti essere felice e sorridere. Sì, lo so. Lo so, però ho una dignità. Ho una dignità e non è facile per me di carattere accettare le cose, capito? Io vi ringrazio, non so neanche cosa dire. E cosa vuoi dire qui? Ma no, ma guarda che io ti ho detto, quando ti ho detto non aver problemi, che vedrai che l'aiuto io te lo porto, perché eri veramente disperata. Allora lo so, ma non è per me. È per i miei figli. È per i tuoi figli. Però ecco, questo che stiamo facendo noi è dare questo ossigeno alle persone come te, che possono respirare, che questo bambino abbia almeno l'ABC, quello che chiede un bambino, specialmente lo sport. Diciamo troppi social, poi abbiamo i bambini che vogliono fare sport e non hanno la possibilità di farlo. C'è qualcosa che non funziona qua, perciò noi questa mattina adesso ti diamo questa possibilità con questo assegno che facciamo vedere, e tu con questo assegno, che è un assegno molto dignitoso, ti darà la possibilità di respirare e di continuare questa tua guerra per vincere questa battaglia, per vincere questa guerra, che è una guerra molto importante. Dai un grande saluto alla grande famiglia. Grazie Rete Veneta, grazie a tutti veramente. Non so come ringraziare tutti voi, spero un giorno di far parte del volontariato. Ecco, e con queste parole noi vi salutiamo. Abbiamo iniziato questa trasmissione quest'anno, avete visto, con questo caso. Quanti ce ne saranno? Però noi ci siamo. Grazie a voi, ciao.